Vicenzi, benvenuti a questo incontro che ci vede finalmente in presenza, perché c'era in passato un po' troppo di virtuale. Quindi qui in sala, quanti siamo, Francia? Una novantina, se non ci siamo c'è ancora un altro centinaio, sono o arriveranno attraverso la piattaforma Zoom. C'era all'ingresso una lunga teoria di penitenti che entravano, no? Assieme ad altri che visitano felici questa occasione di Agrimoto, finalmente vedendosi personalmente, e quindi c'è qualche minuto in ritardo, ma recuperiamo rapidamente con i saluti istituzionali. In primo luogo quello del presidente della fiera di Longarone, dottor Bellatti, che oltre a diciamo, essere benemerito per questo settore è sempre stato vicino sulle questioni forestali. Prego, dottor Bellatti. Grazie mille. Sì, effettivamente sul settore forestale come fiera stiamo dandoci da fare, perché sapete è importantissimo l'appuntamento di oggi, e poi sapete che abbiamo istituito la nuova fiera delle foreste collegata a Boston Nord-Est, e l'appuntamento sarà per settembre. Io vorrei ringraziare tutti voi presenti, ma vorrei ringraziare l'Ordine dei Dottori Agronomi Forestali che ha voluto organizzare un evento di questa portata e che poi è così importante in questo momento in particolare. Mi fa piacere ringraziare l'assessore Gianpaolo Bottacin, che è qui come assessore della regione competente, sempre della regione la consigliera Silvia Cestaro qui davanti, che anche lei partecipa sempre ai nostri incontri, e sempre collegato alla regione anche Veneto Agricoltura, che è qui presente con un nostro amico che ci sta aiutando appunto anche con Fiera delle Foreste. Quindi io auguro su questo tema così importante appunto una riflessione, e speriamo che ci siano, diciamo, delle buone notizie, perché non si sa se peggio della tempesta appunto non sia il bosco e quei danni che esso sta facendo alla nostra vegetazione. Quindi buon lavoro a tutti. Grazie Presidente. Allora io ho la delega per accorciare i tempi di portare i saluti istituzionali dell'inteso dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e della Federazione regionale di medesimi, che raggruppa tutti i 7 ordini. Più avanti nella discussione parlerà anche specificamente il dottor Martini Pasolai, ma voglio anche ho delega anche per la Fondazione Montagna Europa, intitolata a Arnaldo Coveselli, il compianto senatore di anni fa, che è stato importante per la politica della montagna, per portare anche i problemi della politica della montagna a livello nazionale. E c'è anche qui il dottor Busata che rappresenta questa fondazione, e il Alto Bellunese, che il presidente Flaminio D'Aleppo ha avuto la cortesia, diciamo, di è presente in ascolto, di portare i saluti. Svilupperà questo discorso il professor Faccoli, che sta facendo un lavoro apposta anche per il GAL Alto Bellunese. Vedendo tanti volti vecchi e nuovi, dovrei fare un lungo elenco. Mi permetto soltanto di ricordare il dottor Lino Sief, vecchio comandante del corpo forestale di Belluno, che è stato anche presidente del nostro ordine, a dar la stura a tutti i nomi delle foreste e del legno andrei troppo avanti. Spero che poi intervengano e poi li sentiamo direttamente. Saluto anche l'istituzione del comunale, no? Qui abbiamo il sindaco di Canale d'Agordo, Flavio Colciagnà, che quindi è autorevole rappresentante anche dei sindaci di una zona ben
provata da questo bostrico. Informo che per puro caso oggi c'era un funerale di un vecchio sindaco della Borbino, Gianni Pezzei, per cui alcuni sindaci della zona colpita per Alto Cordevole sono lì presenti. E allora ci ho detto, e man mano magari che vengono i soggetti li presenteremo, abbiamo anche inaspettato l'intervento della presenza del generale dei Carabinieri Forestali Baratta, che in questo momento è rappresentato da un tenente Romagnoli, Michele, che è aiutante tenente, diciamo e però siamo orgogliosi anche che sia un dottore forestale. Ci teniamo che rimangano ancora alcuni che hanno una preparazione specifica in questo campo. Man mano magari lungo il corso dell'incontro li presenteremo. Ora alla Svizzera e passiamo subito al personaggio più importante che presiede a questo convegno, l'assessore regionale Bottacin, assessore di molte cose, comprese anche le foreste, e quindi avrà anche una doppia veste, una di fare i saluti istituzionali per la regione e poi però passare direttamente a relazionare sul tema, perché lui è assessore ma è anche un tecnico ingegnere, quindi diciamo in un convegno così tecnico porta non soltanto una parte politica ma anche operativa, organizzativa e di forte responsabilità per affrontare questo tema che ci vede tutti quanti preoccupati, ma che è anche una chiamata a raccolta per fronteggiare questa preoccupazione per i nostri boschi. Non pensavamo mai di vedere tante preoccupazioni così concentrate in un breve periodo, ma pensiamo che questo è il nostro compito e dobbiamo mobilitare le nostre energie secondo quello che una volta era concepita come una virtù cardinale, che è quella della fortezza, che va vista assieme alla temperanza, alla giustizia, eccetera, e però ci sono dei momenti in cui bisogna fare fronte proprio alla forza e abbiamo bisogno di questa per affrontare questo temibile avversario. Ora la parola all'assessore. Bene, buongiorno a tutti. Intanto grazie dell'invito, un saluto a tutti i presenti, i collegati. E sì, io in realtà non sono un tecnico di questo settore perché come detto sono ingegnere e la cosa mi ha aiutato molto per affrontare molti dei problemi di vaia, perché oggi si parla di bostrico, l'attenzione comunicativa si è molto focalizzata sul tema degli alberi abbattuti, ma quello che ci ha preoccupato immediatamente è stata la devastazione che ha riguardato tutto il resto, case scoperchiate, viabilità non percorribile, acquedotti totalmente distrutti, mancava la corrente elettrica, quindi la priorità ovviamente nell'immediato è stata questa e non poteva essere altrimenti. D'altro canto, se pensiamo che abbiamo attivato migliaia di cantieri su tutti i fronti, a iniziare da quello della difesa del suolo, che era la priorità assoluta, perché le opere di difesa del suolo realizzate nel tempo hanno dimostrato la loro efficacia in quanto non abbiamo avuto perdite di vite umane dirette, e questo credo che confermi il fatto che le opere vengono fatte, ne servirebbero di più, le facciamo, ma nel momento in cui le opere di difesa del suolo erano state danneggiate non garantivano più la sicurezza dei cittadini, quindi era necessario intervenire immediatamente. Questo non è stato percepito, mi dispiace, per garantire la sicurezza dei cittadini, che viene prima di qualsiasi altra cosa, perché se fosse accaduto un altro evento come quello di Vaia 2 giorni dopo, noi avremmo contato morti in quantità rilevanti. Questo è il dato oggettivo, primo elemento. Per cui l'attenzione è stata massima su tutti i fronti, però ricordiamoci che quei problemi lì erano molto molto importanti, molto impegnativi. E quindi su quei temi là, la difesa del suolo, la viabilità, gli acquedotti, eccetera, mastico dal punto di vista tecnico un po' di più. Sul fronte del bostrico e di tutti gli aspetti, i danni creati sul fronte, diciamo,
delle foreste, ho avuto la fortuna di avere un supporto dato dai tecnici della regione dei servizi forestali che riescono a coniugare gli aspetti, diciamo, teorico-accademici a quelli pratici, perché io ho conosciuto i servizi forestali adesso ormai da 7 anni che ci lavoro insieme della regione e sono veramente dei tecnici che riescono a dare risposte in tempi brevi in maniera molto pratica su problemi affrontabili senza porsi degli obiettivi a volte irrealizzabili e complicati, ma cercando di dare risultati anche breve tempo possibile. Per cui ovviamente io li ringrazio per il supporto che mi hanno dato, che mi stanno dando anche in questo momento, perché tra le altre cose ho la delega agli incendi boschivi, che dal 2000 sono stati attribuiti come competenza di coordinamento alle regioni, anche questo pochi lo sanno. Tanto è vero che il direttore dell'operazione di spegnimento, quello che coordina tutte le attività, è un dipendente della regione, sono più di uno, ma quella figura è un dipendente regionale dei servizi forestali che stanno coordinando tutte le attività, quando vedete gli aerei, gli elicotteri che ci vengono mandati dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile oppure gli elicotteri della Protezione Civile regionale, gli interventi a terra dei volontari antincendio boschivo, eccetera, sono tutti coordinati da un funzionario dei servizi forestali regionali. Lo dico perché è giusto ricordarlo e riconoscere l'attività che svolgono e che ieri ha avuto il plauso da parte dei professionisti della sicurezza che sono i vigili del fuoco in corso della riunione di Lombardia. Chiusa questa breve parentesi introduttiva, il tema che mi è stato affidato è quello di cercare di riassumere le attività che ha messo in campo la Regione per cercare di arginare questo fenomeno. Allora, il 29 dicembre del 2018 è arrivata Vaia, ha colpito in maniera prevalente la provincia di Belluno e la provincia di Vicenza per quanto riguarda gli alberi. Abbiamo avuto circa 2/3 degli alberi abbattuti in provincia di Belluno e 1/3 in provincia di Vicenza, 18-20 mila ettari, 2,7-2,8 milioni di metri cubi di legname abbattuto, che rappresentano il 4,9% della superficie forestale complessiva del Veneto. Ovviamente di fronte a questo scenario ci siamo occupati immediatamente di quello che dicevo prima, ma anche di questi aspetti. Tanto è vero che quando succedono emergenze di rilevanza nazionale, il capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale nomina generalmente come commissario il presidente della regione e il presidente della regione nella sua prima ordinanza, tra le varie cose, la prima ordinanza è stata la 1 del 2018, pochi giorni dopo l'evento, dicevo, il presidente della regione ha nominato tra i soggetti attuatori, cioè vari soggetti che si devono occupare di vari argomenti, Fabrizio Stella come soggetto attuatore era il direttore di Avepa con il compito di ripulire e rimuovere e ripristinare tutto quello che riguardava le foreste. Subito dopo ha fatto un'altra ordinanza dove aveva nominato soggetti attuatori anche i sindaci. Perché? Perché molte realtà sono realtà pubbliche e i sindaci per poter operare avevano bisogno di poter usufruire di deroghe che sono contenute all'interno delle ordinanze di protezione civile, ma se il commissario non nomina il sindaco soggetto attuatore, il sindaco fa fatica ad avvalersi di queste deroghe. Quindi nomina del direttore di Avepa, nomina dei soggetti attuatori anche tra i sindaci e successivamente viene fatta un'altra ordinanza dove il commissario attribuisce ad Avepa il compito di gestire i contributi alle imprese perché ovviamente ci sono stati anche degli eventi che hanno riguardato aree private e quindi dare una mano ai privati che hanno avuto i danni per rimuovere gli alberi abbattuti e il ripristino dei boschi è stata un'ulteriore linea di intervento che è stata messa in campo. Successivamente è stato dato il compito anche all'unità operativa forestale, quindi servizi forestali regionali della pulitura, ripristino e ripristino anche idrogeologico, quindi aspetti che sono al limite tra
la foresta e gli effetti di difesa del suolo, e poi abbiamo aderito come regione a tutta una serie di gruppi di lavoro, ne cito alcuni: il gruppo Bostrico Baia, che comprende 4 regioni, le regioni colpite, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia, insieme al Ministero e all'Università di Padova. E vari seminari sono stati affrontati su questa questione, con approfondimenti, cercando di capire, no, cosa succede. Quando succede qualcosa del genere, cosa si fa? Si va a capire anche dove è già successo, cosa hanno fatto, quali sono stati i danni, quali sono stati gli effetti. Insomma, si cerca di copiare da chi ha già avuto la sventura di capitare in mezzo a quella situazione e cercare di fare quello che hanno fatto loro, evitando gli errori, se di errori non sono stati. Risorse finanziarie: sono state messe risorse finanziarie 5 milioni per il risanamento e il ripristino delle foreste danneggiate sul piano di sviluppo rurale, che sono state erogate, la misura era 841. Poi è stato fatto anche un bando, il cosiddetto bando Baia, con altri 860.000 euro, grazie al 50% degli interventi ai privati, ai proprietari delle foreste. Poi ci sono stati 4 milioni che sono stati gestiti dai servizi forestali regionali attraverso la programmazione di sistemazione idraulico-forestale, dove sono stati appunto investiti prevalentemente nei tagli e ripristino di vegetazione appunto danneggiata. Poi sono stati fatti anche dei vari progetti pilota a Livinallongo e Rocca Pietre, con vari importi, insomma, a volte anche importanti. Ovviamente ci siamo confrontati anche con tante problematiche, questo è evidente, e le problematiche sono di vario tipo. Oggi c'è un convegno di approfondimento ed è importante fare i punti di approfondimento, ma quando dicevo prima che i servizi forestali hanno dimostrato sul campo di coniugare l'aspetto teorico, accademico con quello poi pratico, è perché a volte, magari con qualche esercizio mentale, e qua sì sono ingegnere, ho messo a fare i conti: quante ore di elicottero servirebbero per rimuovere gli alberi schiantati che non sono raggiungibili via terra? E sono venuti 30 passaggi di elicottero. Quindi immaginate i costi. Oppure quanto spazio è necessario per accumulare tutto il legname, perché oggi qualcuno ci dice ma adesso il prezzo del legno è andato su, bisognava prenderlo, tenerlo là, e poi oggi si vendeva a un prezzo più alto. Il problema è che oggi è facile dire questa cosa qua, ma nel 2018 chi poteva immaginare che ci sarebbe stata una guerra? E soprattutto a me hanno sempre insegnato che quando aumenta l'offerta di solito il prezzo si abbassa, quindi venderlo subito poteva essere importante, e soprattutto non si sapeva dove mettere. Anche lì ho fatto il conto degli autopremi che sarebbero stati necessari per caricare tutto il legname, messi in fila quanti chilometri facevano. D'altro canto bastava leggere i giornali di tutte le polemiche che ci furono in Val Visdente, perché ovviamente lì è stata fatta un'azione molto importante e ovviamente i camion creano disagi, soprattutto in località come le nostre che sono vocate al turismo e che quindi che peraltro erano già invase da cantieri già sulla viabilità, si creavano delle problematiche per tutti i camion che si spostavano per la sistemazione delle opere di difesa del suolo. E insomma questo è stato un aspetto importante, quello della logistica, che quando vai a declinare dal punto di vista pratico ti trovi di fronte a un muro, cioè non è facilmente scavalcabile. Mancavano le ditte boschive. Le ditte boschive sono un certo numero, io lo stesso problema l'ho riscontrato con i miei colleghi, se non c'erano più ingegneri, no? Dovevi fare, sistemare le opere, la prima cosa che fai è la progettazione, non c'erano ingegneri. Tant'è che l'ordine di Belluno, il mio presidente Lucchetta, ha chiesto il supporto di altri ordini professionali, perché non c'erano professionisti. Stessa cosa per le boschive, cioè c'era un carico di lavoro che era ovviamente, per motivi evidenti, spropositato rispetto alla normalità, e quindi non c'era la struttura per poter fare determinate azioni. Le zone impervie difficilmente raggiungibili, no? Lì o si va e si rischia anche, c'è stato anche qualche infortunio ovviamente, no?
Ora, mettere a rischio le persone, qualche domanda uno se la fa. È chiaro che se io vedo solo l'aspetto relativo al mostrico, dico, gli alberi abbattuti creano tutti questi danni, però quando poi operativamente dici, ma chi è che va lì e tira giù l'albero? C'è l'aspetto della sicurezza che non è banale. L'aspetto della burocrazia io credo che non sia necessario ricordarlo, perché, tanto per fare un esempio, l'ordinanza di protezione civile consente delle deroghe, altrimenti non avremmo attivato 2000 cantieri in 2 anni. Ma sono delle deroghe che sono specificate, e per quanto riguarda questo tipo di interventi, lì dentro c'è scritto che si va a compensazione, e cioè io dico il legname che tu rimuovi te lo tieni, in cambio mi fai delle opere. Ma se io tolgo del legname in un'area che è sopra una strada e si genera il rischio valanghe, è del tutto evidente che io devo farci paravalanghe prima di togliere il legname, perché così ci hanno detto i massimi esperti, tenete lì il legname che fino a 1 metro di neve fungono da paravalanghe naturali. Se lo togliete basta una piccola nevicata e vi esponete a rischio. Tant'è che su questo fronte come regione abbiamo fatto, questo nessuno lo sa ma i sindaci lo sanno bene, un piano di protezione aggiuntivo specifico che prevedeva fino all'evacuazione di 600 fra abitazioni e alberghi, con tutto quello che ne consegue, allertamenti, monitoraggi, soccorso alpino, carabinieri forestali. Tutta una macchina messa in piedi perché se nevicava sopra certi valori, ovviamente non potevamo mettere a rischio le persone. Sotto certi quantitativi di neve c'erano gli alberi battuti che facevano da paravalanghe. Nel frattempo non stavamo dormendo, stavamo facendo la progettazione dei paravalanghe con i professionisti che trovavamo e poi la gara e l'appalto e la realizzazione dei paravalanghe. Solo a quel punto si potevano rimuovere gli alberi. Queste tempistiche non sono compatibili col fatto che l'albero battuto mi ha sempre detto va tolto nel più breve tempo possibile per evitare il problema del mostrico. Però se vedo solo quel pezzettino là, mi limito su tutto il resto e non potevo certo mettere a rischio la popolazione rispetto a questo aspetto. Ora, anche lì mi sono divertito a fare qualche esercizio, no? Un pendio, un'area media, entrata con i valori che c'era del legno 6.000 euro, spesa prevista 400.000 euro, ovviamente uno a compensazione non lo fa, perché se gli entrano 6.000 euro e gliene escono 400.000 è ovvio che non lo fa. E quindi c'era anche questo problema non indifferente. C'era il materiale vivaistico poi dopo da ripiantare che era anche quello limitato. Non è che improvvisamente mancano tot alberi, ma improvvisamente saltano fuori tot alberi da piantare. Non è stato così semplice. È stato complicato. Nonostante questo, noi possiamo dire oggi che sui 2,7-2,8 milioni di metri cubi di legname, 1,8 è stato venduto. E quindi 2/3 del legname è stato venduto, quindi è stata fatta un'azione importante. Ovviamente dove è rimasto indietro? Dove erano tutti gli ostacoli che ho elencato prima e che non sono facilmente rimovibili. Ne possiamo esprimere i principi, vedere tutti gli aspetti legati al bostrico, però se non vediamo le cosiddette condizioni del contorno, rischiamo di concentrarci su questo perdendo di vista tutto il resto. D'altro canto, andando a vedere gli studi che mi hanno sottoposto i servizi forestali regionali, in giro per il mondo dove ci sono stati eventi come Vaia o anche più grandi di Vaia, perché ce ne sono stati di molto più rilevanti, anche se sono da tanto distanti qui in Europa, i danni prodotti da bostrico sono stati da 1 a 5 volte superiori rispetto ai danni diretti degli alberi battuti. Ma non è che l'abbiamo scoperto adesso o dopo 3 anni, lo sapevamo dal primo giorno quando abbiamo attivato tutte le misure che abbiamo detto, proprio per cercare di ridurre al massimo questi danni secondari che tutti ci hanno detto che ci sarebbero stati. Per ridurli al massimo abbiamo cercato di essere il più veloci possibili. Ovviamente per essere il più veloci possibili lo possiamo fare sempre compatibilmente con gli aspetti pratici. Vi ho fatto appunto alcuni esempi, la logistica, i costi, ma soprattutto anche con gli aspetti burocratici, perché noi siamo un ente pubblico e siamo vincolati da tutta una serie di verifiche, cioè i soldi pubblici non è che possono essere dati così come si vuole, eccetera. E questo è un tema che quando ci sono emergenze di protezione civile viene fuori sempre. Poi il cittadino fa la richiesta al comune, poi la deve fare 2 volte, poi la deve fare 3 volte, il cittadino si arrabbia, poi i soldi vengono verificati a Roma, poi si vanno i parametri, poi c'è della perizia accelerata,
Questa è la procedura normale quando c'è un'emergenza, che uno dice, ma se c'è un'emergenza io ho la casa scoperchiata e i soldi mi servono subito. Purtroppo non è così, soprattutto dopo il 2009, nel 2010, quando ci fu il presunto scandalo Bertolaso, che poi si risolse in un nulla di fatto, e allora il cittadino non può dire, siccome chi gestisce i soldi pubblici fa le cose fatte male e quindi deve essere controllato con 100.000 pratiche burocratiche, e poi pretendere che quando capita a te ti arrivino subito, perché è normale, no? Allora la procedura qual è? Che prima si fa una raccolta sommaria dei danni, allora lo si chiede ai sindaci, i sindaci lo chiedono ai cittadini vuol dire sia privato cittadino che impresa, ti fanno la somma, poi mandi tutto a Roma e dici io ho avuto 100 milioni di danni, Roma te li può riconoscere in tutto o in parte, e guardate che non è scontato, perché con l'emergenza Vaia i soldi sono arrivati tutti, quelli che abbiamo richiesto o quasi. Con l'emergenza 2020, alluvione 2020, no. È una decisione che è del governo, sembra impossibile sta cosa, nessuno mi crede, ma c'è un ampio margine discrezionale sul erogare i fondi relativamente alle emergenze nazionali. Comunque, una volta che decreta Roma lo stato di emergenza e attribuisce i fondi, dopo non è finita, perché tu devi fare la ricognizione, quella definitiva, allora chiedi di nuovo al cittadino di farti i conti, lui ti presenta le schede, poi le mandi a Roma, le schede vengono vagliate una per una, fin nei minimi dettagli, se tu sei ok, poi ti fanno fare pure la perizia asseverata, e chi ha avuto un danno da 300 euro dice ma se no paga in 500 per fare la perizia asseverata, ovviamente lascia perdere, finita là. Perché questa è la realtà con cui ci confrontiamo noi enti pubblici tutti i giorni. E mi rendo conto che è paradossale per chi sta dall'altra parte, io per primo da cittadino che ho sempre lavorato nel privato, è una cosa che è difficilmente digeribile. Però d'altro canto, se noi continuiamo a richiedere controlli, sovracontrolli, approfondimenti perché non ci fidiamo di chi gestisce i soldi pubblici, questo è il risultato purtroppo. Io non credo sia questa la strada corretta. Però questa è la realtà con cui ci confrontiamo. E questi problemi li abbiamo affrontati non sul tema del bosco, ma su tutte le attività che abbiamo messo in campo con Varia, e che mettiamo in campo ogni volta che c'è un'emergenza nazionale. Quindi, per fare la sintesi, il problema c'è ed è grosso, non l'abbiamo mai sottovalutato. Ci siamo posti immediatamente la problematica, abbiamo cercato di affrontarla al meglio con gli strumenti che avevamo, sapendo che c'erano delle difficoltà oggettive in alcuni tipi di intervento che ci hanno ostacolato, e nonostante questo siamo riusciti a vendere in condizioni difficili 2/3 del legname. Ovviamente rimane ancora il tema di quell'altro terzo che è difficilmente rimovibile e raggiungibile e che sappiamo che ha già creato e creerà ancora dei problemi. Faccio presente che nelle aree pubbliche dove ci sono i sindaci, se avete qualche amico sindaco, qui c'è la consigliera regionale che è stata sindaco di un piccolo comune, cioè ormai i sindaci si fanno il bilancio, si fanno tutto perché non ci sono più dipendenti, quindi anche gestire tutti questi aspetti burocratici non è una banalità, sembra facile ma non è una banalità, e a volte per un errore, proprio una svista, si rischia il penale e i sindaci lo rischiano tutti. Ecco, io non aggiungerei altro perché sono andato un po' lungo e anche perché mi ha già chiamato 2 volte il direttore del Dipartimento della Protezione Civile Nazionale delle emergenze, quindi purtroppo devo lasciarvi e sentire cosa sta accadendo, sta bollendo in pentola. Grazie ancora per l'occasione, per aver dato la possibilità alla Regione di dire quello che abbiamo cercato di fare col massimo delle nostre possibilità e volontà su questo tema che è così delicato e che sappiamo che non è assolutamente sconfitto, c'è e dovremo affrontarlo anche nel futuro. Non è quello che abbiamo fatto fino adesso sia la conclusione, noi continuiamo ad agire sapendo che però ci sono queste realtà così difficili da superare. Grazie ancora. Grazie Assessore, lei si ferma qualche minuto o deve partire subito? Io devo fare una telefonata subito, poi dopo rientro qualche minuto. Volevo commentare un attimo. Sì. Allora ringraziamo, nessuno in questa sala sottovaluta quello che è stato fatto con Vaia. Siamo tutti di territori
io sono anche Borrino, tra l'altro, quindi dico anche che oltre alla regione c'è stata una situazione differenziata di risposta anche ai temi dei boschi, no? C'erano alcune zone nelle prealpi in cui i danni erano solo i boschi, no? E qui ci sono dei casi che possiamo dimostrare in cui si è potuto affrontare prima e solo questo problema hanno adesso posizione di vantaggio rispetto ad altre aree che sono state infestate, no? Cito il comune di Mana, dove c'era l'assessore Segat o via, ma anche in zone dove c'è stata una gravi danni, c'è il sindaco qua di Canale, pochi giorni dopo Vaia, in Pian delle Giare, si stava già facendo una martellata per avviare concretamente un procedimento sia tecnico che amministrativo che ha avuto successo. Quindi è vero, sono tutte le ostruzioni materiali, burocratiche, eccetera, però c'è anche da favorire chi ha la possibilità o una serie di motivi per dedicarsi di più al bosco. Come la Fondazione Coniselli aveva fatto un documento in cui ho collaborato anch'io, la dottoressa Berto qui presente, con un'ottica anche molto forestale, sollevando il problema soprattutto nei confronti degli enti proprietari. Ne è seguito anche un dibattito, non so quanto legato a questo dato, che comunque l'assessore ci può anche dire, ha portato a un'unanimità in Consiglio regionale di attenzione al tema del bosco, e c'è un particolare che ci può interessare in una risposta dell'assessore, mi pare, riguardo, che dopo aver descritto positivamente quanto ha fatto, cosa sta facendo la regione, finisce restando tuttavia in capo all'iniziativa dei singoli proprietari e dei soggetti gestori delle superfici forestali un ruolo sostanziale per fronteggiare in modo efficace la situazione straordinaria che grava sulle foreste del Veneto. Questo è un punto importante, per cui non è che possiamo aspettarci solo dalla regione. Gli enti proprietari alla fine sono affari loro, anche affari loro. Noi abbiamo intravisto nel ragionamento che abbiamo fatto la necessità di non avere un approccio, un modello tradizionale di intervento che dà delle priorità rispetto ai danni, eccetera, ma anche rispetto alla priorità di poterli anticipare la riduzione dei danni. Quindi ci sono i paradossi, ci sono delle zone disastrate nell'Alto Correvole e ce ne sono altre che non lo sono, ma lo possono diventare. Quindi un intervento efficace adesso può anche prevenire quello che diventerà grave tra breve, e poi tra alcuni interventi dei nostri tempi porteremo delle esperienze di questo tipo. Quindi di graduare potremmo immaginare aree che hanno una gravità rossa, una verde e una gialla, tanto per dire, e intervenire con differenti tipi di azioni di contenimento, che per il momento abbiamo chiamato di arresto, dove è possibile, dove ci sono delle condizioni di struttura di composizione, eccetera, di contenimento o anche di contrasto dinamico. Qui adesso non vorrei entrare in termini che sembrano quasi presi dalla guerra attuale in Ucraina, ma il concetto è questo, è differenziato da una parte guerra, da una parte guerriglia. Per far questo ci vuole gente, ci vuole reazioni, interessi prima di tutto dei proprietari, ma anche la disponibilità di tecnici che ci sono. Anche noi, in realtà, la maggior parte di noi scantonerebbero volentieri forse un problema di questo genere. È facile dire è colpa della natura, aspettiamo. La natura, però qui dobbiamo affrontare. Il problema non ci porterà mai, però come sistema Veneto, Belluno, con tutte le cose, avere un voto 10 e lode. Però puntiamo almeno a avere il 6, o 6 meno, e di averci tentato, perché se no ci attestiamo
sotto a livelli inferiori. In questo proposito comunque voglio anche notare che positivamente per la Regione c'è un progetto di ricerca e sperimentazione finalizzato allo sviluppo di una strategia integrata del bostrico tra l'Università Veneto, l'Università di Padova, Regione Veneto e anche Veneto Agricoltura, in cui a un certo punto si ravvisa l'opportunità di mettere a disposizione le informazioni georeferenziate sulle dinamiche di espansione del bostrico e l'elaborazione di scenari di rischio unitamente a indicazioni su come intervenire. Queste informazioni forniranno utili strumenti a professionisti, gestori e operatori forestali, ponendoli in condizione di intervenire meglio per contrastare il fenomeno. Quindi questo molto bene, diciamo quanto prima ne abbiamo meglio è. Siamo già in aprile, invece alcuni di noi di dover partire, di fare voli, controlli, eccetera, su cose che magari sono già in corso, sono fatte, questo quadro delle informazioni sarebbe importante. Se non è possibile di avere un comando unico, no? Su tutta la questione, perché ci sono, la Regione, ci sono i proprietari forestali, i comuni, le regole, eccetera, un coordinamento è importante. E nel coordinamento la cosa più importante sono i rapporti interpersonali, soprattutto su chi ha una mentalità preparata, tecnica, biologica del fenomeno, in cui ci può intendere molto più rapidamente. Poi rimangono tutti i gravami di altra natura sulle strutture, diciamo, di una società normale. Qui bisogna intervenire con una formula decisionale che è diversa da quella solita di analizzare, valutare, decidere, agire, ma valutare, decidere e agire, cioè informazione, valutazione, azione. Quello che il generale Jean, quello che aveva ipotizzato anni fa, il modello IDA, no? Come lo applichiamo in questo settore? Possiamo farlo, c'è bisogno di tecnici, c'è bisogno non soltanto di una illuminata direzione superiore, ma anche di tanti di noi, i nostri sono a disposizione anche come federazione. Abbiamo mandato una lettera della disponibilità di operare, una disponibilità che richiede anche una formazione, magari anche breve, no? Ma che possiamo fare perché ogni tanto ci sono soldi anche sul piano di sviluppo, sulla formazione che vanno chissà quante cose. Possiamo fare un corso di 3 giorni, una settimana, però in campo, non soltanto con le slide, in maniera che si possa avere un modello di come non solo come intervenire, ma come l'assessore del Servitrainer di dare l'esempio ai massimi dirigenti, eccetera, si martella pianta per pianta, ostricata, cosa che non è facile per carità, però bisogna provarci. Io ricordo da ragazzo, visto che siamo qua a Longarone, quando c'era stato il Vajont, c'era una gran confusione, no, fluiti da tutte le parti, bravissimi soccorritori, ma c'era un gran caos. È arrivato giù un elicottero, il generale Cilieri, che comandava il corpo d'armata, il quarto corpo d'armata allora, e ha messo una tenda al centro e tutti si sono messi a sua disposizione, ha incominciato a fare questo coordinamento e le cose poi sono andate avanti. Ovviamente l'assessore ha molte robe da fare, non possiamo chiedere di mettere qui la tenda, però il modello è questo e l'urgenza è questa, perché già tra poco... Su Vaia mi pare di averlo fatto. Ah, certamente. Ecco, però, attenzione, detto, i privati si arrangiano. È proprio così, l'ho detto prima, abbiamo finanziato 5 milioni di euro i privati. Sì, la risposta all'interrogazione è bene leggerla tutta, perché sennò... Io non ho mica sviluppato tutto quanto. Ho capito, ma siccome è pubblica non vorrei che si interpretasse che io ho detto che i privati devono arrangiarsi. Perché... No, io ho letto l'ultima frase, ho capito, indirizzando, eccetera, perché però è giusto, perché i privati è giusto che si prendano ma sono stati finanziati, non li abbiamo le responsabilità. E poi a questo punto, poi i privati ci sono anche i professionisti, no? Quindi è anche questione nostra, no? Ci mancherebbe altro. Per quanto riguarda i singoli interventi, per
il bostrico bisogna ipotizzare delle misure particolari. Il piano di sviluppo non sempre si prestava, lo stesso dottor Contarini sabato scorso diceva qua, spiegando, non potete pretendere che da me alla lotta agli allevatori questo e faccia tutto, fate anche altre misure, no? Quindi benvenuto, però anche sul bostrico sono stati sul PSR 5 milioni. Però che sono effettivamente sul bostrico, ma non è che voglio cosa, sono stati una parte piuttosto residua, tant'è che no, non mi risulta così, cioè adesso per carità. lei allora parli anche col PS, per fortuna all'ultimo momento alcune cose come per esempio la presenza di piani di assestamento eccetera già in attività che venivano esclusi, cioè piani in revisione è stata recuperata. Non c'è stato solo il PSR misura 841, ci sono stati altri linee di finanziamento. D'accordo, comunque assessore. No, io quello che vorrei dire è che non passi il messaggio che io ho detto che i privati si devono arrangiare, perché non è così. No, ho detto io questo e ti dico ai privati che sono stati finanziati, diciamolo al microfono perché quelli che ascoltano non sentono, quelli in collegamento. Perché sono finanziati, questo non lo so, no? Io so adesso io spero che ci possa essere finanziamenti ad hoc, perché quelli dell'841 erano molto... Anche altre linee di finanziamento, però cioè, non facciamo il dibattito, se no non c'è. Però non si può dire che io ho risposto a sta roba qua perché c'è un'interrogazione con una risposta di 8 pagine e io ho sintetizzato evidenziando. non sto mica facendo, io richiamo i proprietari e i professionisti. Allora io so l'incendio, mi dispiace, però non si possono gestire queste cose. Se volete sapere quello che ha fatto la regione, l'assessore dice delle cose, non può più tagliare. Vabbè, assessore, non ho nessuna intenzione, se è chiaro, mi scuso, ma io mi riferivo alla mobilitazione dei privati che di farsi carico di questo problema. Bene, allora passiamo alla relazione del professore Massimo Faccoli, che è professore di zoologia forestale, sì, la quale comprende anche l'entomologia forestale. Qui ci sono molti tutti i laureati forestali, i dottori forestali hanno fatto questo esame e molti col professor Masutti, che è stato anche predecessore del professor Faccoli, e ricordano volentieri anche quelle bellissime lezioni sul bostrico, quando questo animale che era ancora un pericolo molto limitato e soltanto occasionale dei boschi di primavera. Quindi la parola al professor Faccoli, che citerà anche il lavoro che sta facendo nel GAL Alto Bellunese, e ha un attimo di tempo di più perché il dottor Finozzi, che doveva parlare del tema fitosanitario e dei monitoraggi, è stato chiamato a un altro intervento a Verona, però siccome i due specialisti sono molto in affinità tra di loro, anche chiedo anche a Faccoli di dire qualcosa che avrebbe potuto dire Finozzi. Mi dispiace dell'assessore che la mia parere così, comunque fate voi, giudicate voi quello che è stato detto, non c'è certamente nessun atteggiamento polemico, eventualmente di avere una precisazione e anche un loro incitamento per chiamare i proprietari alle loro responsabilità. Grazie. Va bene. Buonasera a tutti, e innanzitutto vorrei ringraziare gli organizzatori di questa giornata per l'invito che mi hanno inoltrato a partecipare a questa interessante e importante giornata per parlare di quello che è un problema che purtroppo è un problema comune che tutti noi vediamo guardando le nostre valli. Avrei bisogno di poter lavorare meglio sul computer.
e non si vede. Vediamo se riusciamo a risolvere il problema tecnico. L'obiettivo del mio intervento di oggi è quello essenzialmente di fare un po' il punto della situazione su quello che è il problema bostrico, chiaramente sulle Alpi orientali, ma non solo, anche vedremo è un problema non solo italiano, non solo alpino, ma un problema purtroppo molto più grave, molto più esteso anche nel resto dell'Europa, e cercare anche di vedere insieme quello che abbiamo cercato di fare in questi ultimi anni da quando Vaia ha interessato purtroppo le nostre valli. Allora, vediamo se riusciamo così. Allora, dobbiamo partire dal punto fondamentale che tutti noi conosciamo già, che il bostrico di fatto è un parassita di debolezza. Significa che non è un aggressore forte, non è un aggressore principale, però è un selezionatore, va a selezionare piante che hanno già forti problemi di varia natura, schiantate, danneggiate e quant'altro. Qual è il problema? Il problema è quando questo insetto incomincia a moltiplicarsi in massa su queste piante indebolite e dopodiché passa e incomincia a attaccare anche piante che sono invece sane, che sono potenzialmente sane. E di conseguenza in condizioni particolari, come appunto quella che è stata Vaia, il bostrico passa dalle piante indebolite su cui si è moltiplicato in massa e avendo bisogno di altre piante in cui continuare a riprodursi, incomincia a attaccare anche piante sane o non moribonde come potevano essere quelle appunto colpite da queste calamità. È un problema che è sempre esistito nei boschi di abete rosso, è una specie indigena che è sempre presente in tutti i nostri boschi di abete rosso, e vedete in Europa negli ultimi 50 anni le pecete hanno perso a causa del bostrico mediamente circa quasi 3 milioni di metri cubi di piante bostricate, che è chiaramente un valore molto importante. Ma se noi però guardiamo cosa sta succedendo più recentemente, solo per la Germania, negli ultimi 3 anni, dal 2018 al 2020, solo la Germania ha perso quasi 180 milioni di metri cubi di abete rosso bostricati, ripartiti su oltre 280.000 ettari di peceta. Questo dato ci dice due cose importanti. La prima è che il bostrico non è solo un problema italiano, ma appunto è un problema che sta interessando, soprattutto in questi ultimi anni, gran parte delle pecete dell'Europa centrale e dell'Europa meridionale. È un problema che non è strettamente o unicamente legato a Vaia, perché in questi paesi Vaia non è arrivato, ed è un problema che sta peggiorando, che sta diventando via via sempre più grave, passando appunto da una media di 3 milioni di metri cubi all'anno negli ultimi 50 anni a valori veramente impressionanti di centinaia di milioni di metri cubi bostricati. Ci sono due principali fattori predisponenti a queste infestazioni. Il primo sono degli eventi eccezionali, improvvisi, imprevedibili, come è stato Vaia ad esempio, oppure ondate di calore, oppure forti tempeste, forti defoliazioni. Noi pensiamo a Vaia oggi, tutti lo conosciamo, i disastri che ha fatto nell'ottobre del 2018, però pensate ad esempio alle forti infestazioni e defoliazioni che ci sono state sull'altopiano di Asiago o in Cansiglia negli anni 80 a causa della Cephalus ardensis. Anche quelle hanno in seguito causato morte di queste piante a seguito di infestazioni di bostrico tipografo. Questi sono dati dell'andamento delle infestazioni del bostrico tipografo in Friuli Venezia Giulia degli ultimi 25 anni. Tra l'altro approfitto l'ERSA del Friuli per aver concesso questi dati e vi ringrazio anche per le collaborazioni con i quali da diversi anni abbiamo in corso con questi enti e con la regione Friuli Venezia Giulia, di cui poi parleremo anche dopo. E voi guardate, negli ultimi anni ci sono state un aumento dell'intensità e della frequenza di questi eventi eccezionali. Eventi eccezionali che possono essere appunto Vaia, tempeste, ma non solo, ondate di calore. L'ondata di calore del 2003 che ha investito tutta l'Europa, ha causato addirittura migliaia di morti in Spagna, in Francia. Siccità del 2009, siccità del 2014, Vaia nel 2018. E guardate, negli anni immediatamente successivi a questi eventi catastrofici sono partite le infestazioni di bostrico tipografo.
quindi è un meccanismo che si conosce, che si sa. Il problema è che appunto aumentano l'intensità e la frequenza di questi eventi. Altro gruppo di fattori che regolano le infestazioni del bosco tipografo sono invece eventi più subdoli, lenti, graduali, cronici, lenti ma progressivi, che indeboliscono continuamente le nostre piante. E questi sono ad esempio fenomeni legati al cambiamento climatico, fitopatologie, semplicemente l'invecchiamento dei soprassuoli forestali, piante più vecchie, sono più deboli, quindi hanno meno risorse, meno capacità di difesa. Questa è una regola che vale per tutti gli organismi viventi. Invecchiando diventiamo più deboli e quindi più facilmente aggredibili da parassiti di debolezza. Chiaramente il cambiamento climatico purtroppo è uno dei fattori che sta giocando un ruolo chiave, fondamentale, determinante in questi ultimi decenni. Questo è l'andamento delle temperature medie primaverili di marzo-luglio, registrati a Gemona del Friuli, quindi nel Friuli centrale, negli ultimi 60 anni. Vedete? C'è un aumento della temperatura media di circa 2 gradi, esattamente nel periodo di massima attività vegetativa dell'abete rosso e di massima attività riproduttiva del bosco tipografo. Ma questo è un esempio. Altri esempi: canale d'Agordo, temperatura media annuale degli ultimi 25 anni aumentata di circa 1,5 gradi, temperatura media annuale di Udine degli ultimi 100 anni aumentata di quasi 2 gradi. Quindi il clima sta cambiando, ma le nostre foreste sono sempre quelle, sono sempre lì, non si spostano. Quindi continuano a subire progressivamente questi cambiamenti climatici. Il cambiamento climatico, in particolare il riscaldamento globale, aumenta l'intensità e la frequenza degli eventi estremi. Il nostro clima dell'Europa meridionale e Mediterraneo in particolare sta assumendo caratteri tropicali. Abbiamo periodi di siccità sempre più lunghi, sono 4 mesi che non piove, abbiamo il concentrarsi di precipitazioni nel giro di pochissime ore, giorni, che causano delle alluvioni. L'estate scorsa sono comparsi dei tornado nel Mediterraneo, ma anche forse nei Caraibi, e tutto questo chiaramente incide sulla stabilità e sulle condizioni di salute delle nostre piante, a vantaggio di chi poi è in grado di approfittarne, quello del bosco tipografo. Questa è una situazione, è un modello climatico fatto negli anni 80 che ci descrive il rischio di infestazione di bosco tipografo in relazione alla temperatura registrata nel decennio degli anni 80. E già allora avevamo un rischio per le nostre aree alpine medio-alto. La situazione di oggi, al presente, cioè con un aumento di temperatura media di circa 2 gradi, ci fa vedere come sulle Alpi questa situazione peggiora in modo drammatico. Passiamo da un rischio medio-alto a un rischio alto o molto alto. Qual è il futuro? Se continuiamo così, il futuro sarà un altro incremento di temperatura di altri 2 gradi circa nei prossimi decenni e non ci sarà più storia, non ci sarà più possibilità di ripresa per piante come le abete rosso, che sono piante criofile, che sono piante amanti del freddo, sono piante che hanno il loro areale originale di distribuzione nell'Europa centro-orientale. Noi ne abbiamo tanto perché ci ha fatto comodo piantarle in passato, ma sono piante che sono legate ai climi freddi, temono il caldo ma non temono il freddo. Andamento delle infestazioni di bosco tipografo in Europa dal dopoguerra ad oggi. I numeri sono veramente impressionanti. Austria, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Polonia, Repubblica Slovacca, Slovenia, Svizzera. Guardate come salgono. Solo nel 2020 l'Europa ha pagato al bosco tipografo 320 milioni di metri cubi di abete rosso. E lì non è arrivata Vaia. Lì è arrivato negli ultimi 3 anni, è arrivata una siccità impressionante che è durata 3 anni e che ha completamente messo in ginocchio le pecete dell'Europa centrale. L'assessore prima aveva citato altri eventi diversi, molto più intensi rispetto a Vaia, che si sono verificati nell'Europa centro-settentrionale negli anni scorsi. Aveva ragione, noi finora siamo stati molto fortunati perché avevamo le Alpi che ci proteggevano dagli eventi di natura climatica di origine atlantico-settentrionale, ma in quei paesi sono arrivati tempeste come Gudrun, Lothar, Vivian. Gudrun ha tirato giù 72 milioni di metri cubi di abete rosso in una notte. Rispetto a Vaia è una cosa veramente impressionante. Quindi finora siamo stati fortunati. Vaia perché ci ha colpito? Perché Vaia
arrivava da sud, quindi è passata sotto, si è formata di fatto nel Mediterraneo e poi si è scaricata sulle Alpi, sulle nostre Alpi. Per il futuro cosa si prevede? Purtroppo la situazione non è affatto confortante. Si prevedono nuove infestazioni per il continuo cambiamento del clima e quindi aumento della temperatura media che indebolisce la pianta e favorisce l'insetto. Favorisce l'insetto perché gli consente di avere una minore mortalità invernale, ad esempio, sopravvive di più durante l'inverno, oppure semplicemente fa più generazioni in un anno, i cicli di sviluppo si accelerano, si accorciano, di conseguenza invece di fare una generazione riesce a farne 2 o addirittura 3 generazioni in un anno e quindi aumenta la quantità di piante che può attaccare. E poi ancora, come dicevo prima, l'aumento della frequenza degli eventi estremi. E poi, d'altro canto, i nostri boschi che stanno via via sempre meno bene, sia per il clima, ma sia semplicemente perché stanno invecchiando. Tagliamo, in molti casi tagliamo troppo poco, abbiamo foreste che sono vetuste, mature, stramature. Questo che cosa significa? Maggiore fabbisogno idrico per queste piante, maggiore fabbisogno idrico, chiome più grandi che hanno bisogno di più acqua, che ce n'è sempre meno, e quindi uno stress idrico complessivo cronico di queste piante. Minore capacità di difesa, minore capacità di risposta di queste piante, via via sempre più deboli e più vecchie, e quindi condizioni generali di maggiore stress e quindi maggiore suscettibilità nei confronti dell'insetto. Allora, che cosa possiamo fare? Che cosa abbiamo cercato di fare? Qual è la valutazione del rischio? Su cosa si basa? Essenzialmente sul monitoraggio, lo strumento fondamentale. Dobbiamo continuare a monitorare, a sapere che cosa succede nei nostri boschi, sia dal punto di vista della dinamica delle popolazioni dell'insetto, quanti insetti ci sono, dove sono, come variano nel tempo e nello spazio, come cambia il clima e quali sono le condizioni del clima. Ad esempio, banalmente, noi sappiamo che il bostrico tipografo inizia a volare in primavera con una temperatura media dell'aria di 18 gradi centigradi. Io devo sapere però quando ci sono questi 18 gradi centigradi se voglio sapere quando inizia a volare il bostrico e quindi posso intervenire in modo diretto per contrastarlo. E poi chiaramente devo intervenire facendo un monitoraggio e una valutazione delle condizioni, delle caratteristiche dei boschi che sono a rischio di infestazione. Quindi un'analisi generale, il monitoraggio generale delle condizioni dei nostri boschi. Questo può essere fatto essenzialmente tramite 2 strumenti da campo, semplicemente con dei rilievi da campo, e più recentemente invece possiamo utilizzare delle tecniche più raffinate, se volete, più eleganti, più innovative, quindi rilievi da remoto tramite satellite. Ed è un po' quello che abbiamo cercato di fare anche in collaborazione con alcuni enti territoriali nell'ambito di progetti internazionali in cui sono stati inclusi anche altre università non solo italiane, quindi è un progetto Interreg, un progetto internazionale che si chiama Dolomiti Live e che è focalizzato sullo studio della dinamica di popolazione del bostrico tipografo nelle Dolomiti e lo studio dei microrganismi associati a queste popolazioni in condizioni di infestazione. Oltre all'Università di Padova, a cui afferisco io, partecipano l'Università di Bolzano e l'Università di Vienna, e poi supportati anche da enti territoriali come appunto sono il GAL Alto Bellunese, la Comunità Comprensoriale di Valpusteria e il Sud Tirolo. Quindi uno studio coordinato, combinato, per cercare di indagare, esplorare diversi aspetti che possono regolare le sorti di queste infestazioni. L'Università di Bolzano in particolare studia le relazioni fra le popolazioni di bostrico e i batteri, i funghi associati. Tutti noi sappiamo che ci sono dei funghi associati al bostrico tipografo, che sono quelli che causano gli azzurramenti, purtroppo ben noti, ma questi azzurramenti non solo alterano le caratteristiche tecnologiche del legno, ma sono anche molto spesso, anzi nella maggior parte dei casi, sono dei fattori chiave per l'insetto per superare le difese della pianta. Però popolazioni diverse, popolazioni in fasi diverse possono avere appunto dinamiche diverse a seconda del tipo di organismi e simbionti che hanno associati. I colleghi viennesi stanno invece occupando degli aspetti genetici, quindi stanno caratterizzando geneticamente le popolazioni di bostrico dell'area alpina e non solo, perché diversi profili genetici implicano di fatto diverse aggressività nelle popolazioni, ma anche diverse risposte delle popolazioni a cambiamenti climatici oppure ai protocolli di contenimento che possiamo mettere in campo.
Infine, quello che stiamo facendo noi, appunto in collaborazione con il GAL Alto Bellunese, è la stima dei danni da bostrico con telerilevamento satellitare, chiaramente associato ai libri di campo. Cioè un'individuazione rapida e una quantificazione il più precisa possibile di quali sono i nuclei di infestazione, di dove sono questi nuclei e come questi evolvono nello spazio e nel tempo. E questo può essere fatto attraverso lo studio di immagini satellitari multispettrali, ovvero abbiamo dei satelliti che ogni giorno ci passano sulla testa, fanno delle fotografie del nostro territorio, e noi possiamo acquisire queste immagini applicando dei filtri specifici, possiamo andare a stimare le condizioni di salute delle piante e dei boschi che sono fotografati da questi satelliti. Quindi un'analisi della variazione temporale di questi indici ci permette di capire appunto se queste piante stanno bene, se sono infestate e come questi parametri cambiano nel tempo. Questo è un esempio, non so se lo vedete, questa è una fotografia fatta a Canale d'Agro da Gares, 7 agosto 2018, cioè prima di Vaia. Questa è la destra orografica della valle. La parte in verde sono delle peccette, vedete sono dei punti più chiari. Ecco, quei punti più chiari indicano che il bosco, l'abete rosso, lì ha dei problemi. Probabilmente erano già delle infestazioni di bostrico tipografo, erano partite prima dell'arrivo di Vaia. Ripassando l'anno dopo sullo stesso punto, vedete che la situazione cambia completamente. Diventano praticamente le parti chiare, chiamiamole così, molto più estese, molto più evidenti. Perché? Perché in questo caso si sono sovrapposti l'effetto degli schianti da Vaia più l'ampliarsi dell'infestazione da bostrico tipografo. Noi possiamo poi passare da una visione multispettrale come questa alla creazione a una mappatura del territorio, una creazione di mappe sul territorio. Questo è sempre lo stesso versante che abbiamo mostrato finora, dove è possibile con colori diversi rilevare qual è la parte di bostricato pre-Vaia, quali sono le parti di bosco danneggiate da Vaia, schiantate da Vaia, e infine quali sono invece i nuovi focolai di bostrico registrati successivamente a Vaia. Quindi questo ci permette di sapere che cosa c'è effettivamente sul territorio e di quantificare anche effettivamente i danni presenti sul nostro territorio, per poi fare delle scelte anche di tipo proprio gestionale. Ecco, noi abbiamo cercato di fare, adesso purtroppo non si vede bene, abbiamo cercato di fare questo tipo di indagine su tutte le Alpi orientali colpite da Vaia. Questi sono dati relativamente aggiornati a dicembre 2021, e quindi vedete c'è un insieme di nuclei di infestazioni, di danni da fatto, che vanno dall'Alto Adige fino al Friuli, passando chiaramente per il Veneto. Quindi tutto questo è estremamente promettente per il futuro, vi sono degli aspetti positivi importanti. Prima di tutto questo ci permette una rapida individuazione dei nuclei da remoto, ci permette di applicare queste tecniche su un'ampia scala spaziale e temporale. Questi dati sono assolutamente gratuiti, possono essere scaricati gratuitamente dai satelliti e sono continuamente aggiornati, perché gli stessi satelliti passano ogni 4, 5, 6 giorni sempre sui stessi punti, prendendo nuove fotografie, per cui possiamo avere dei dati continuamente aggiornati. Chiaramente ci sono anche delle limitazioni, degli aspetti negativi, diciamo, e uno dei problemi legato a questo tipo di rilevamento satellitare è l'impossibilità di individuare singoli alberi, perché si lavora per celle di 10x10 quindi, metri, quindi la risoluzione è particolarmente bassa. Va bene, perché avevo sollevato un po' prima. Possono esserci problemi legati alla copertura atmosferica, cioè nuvole e nebbie, che quindi ci rendono difficile la possibilità di interpretare queste fotografie perché non vediamo bene il territorio. E inoltre questi filtri fotografici, diciamo così, ci dicono semplicemente che il bosco ha dei problemi, ma non ci dice qual è il problema. Potrebbe essere una defoliazione, potrebbe essere uno schianto, potrebbe essere un nucleo di bostrico, potrebbe essere semplicemente un'utilizzazione forestale che ha portato via un nucleo, che ha portato via una tagliata. Per cui comunque è necessario integrare, abbinare a questi rilievi satellitari da remoto
un'uscita di campo per una convalida dei dati di campo, e anche quello che abbiamo fatto nell'ultimo inverno proprio qui in Veneto, analisi dello stato di infestazione delle piante a convalida dei dati satellitari, quindi sono andati in bosco effettivamente a vedere qual era la situazione reale che il satellite ci mostrava. Questo l'abbiamo fatto anche negli anni scorsi in altre regioni, in Friuli ad esempio. Qual è la situazione, così per riassumere un attimo, dal 2018 a oggi, la situazione dell'infestazione di bosco tipografo nelle Alpi orientali? Queste sono le 4 realtà territoriali principali, il Veneto, il Friuli Venezia Giulia, il Trentino e l'Alto Adige, e questi sono i metri cubi di bostricato dal 2018 a oggi. Complessivamente abbiamo circa 1.600.000 metri cubi di bostricato. Tenete presente però che questo dato è un dato che probabilmente fortemente sottostima il valore reale, sia perché deve essere ancora aggiornato dai danni causati dalla seconda generazione del 2021, che ancora non sono stati rilevati perché di fatto non sono ancora visibili. Questo è un altro problema, è la tempestività con cui noi possiamo intervenire nel bosco, che dipende essenzialmente dalla nostra capacità di intercettare quanto prima possibile i nuovi nuclei. E la seconda generazione che colpisce le piante a fine estate si sviluppa in queste piante, ma queste piante, sapete meglio di me, restano verdi fino alla primavera successiva, per cui magari adesso sono pieni di boschi dappertutto, oltre in più a quello che abbiamo già purtroppo, ma ancora le piante attaccate dell'estate scorsa non sono visibili, non sono riconoscibili. E poi c'è un altro dato importante, molto importante, sono le singole piante sparpagliate in giro per i boschi. Baia ha fatto 2 tipi di danni, degli schianti molto estesi sul partito, molto grandi, ma ha fatto anche degli schianti puntiformi, molto più difficili da gestire, molto più difficili da recuperare, ma anche quelli possono essere, e lo sono stati, punti di diffusione di innesto di nuove infestazioni. Sì. Come vedete dall'andamento delle varie province e regioni, purtroppo la situazione via via nel tempo peggiorata, e in realtà il Friuli e l'Alto Adige partivano già male, non a causa di Vaia, ma a causa di Friuli. C'erano delle infestazioni nel Tarvisiano per problemi di siccità nelle foreste di Tarvisio, mentre l'Alto Adige soffriva infestazioni dovute a schianti da neve, che purtroppo si sono anche verificati. Il Veneto e il Trentino partivano invece relativamente bene, purtroppo poi la situazione è degradata e peggiorata in modo esponenziale proprio a seguito delle infestazioni nuove che sono state registrate. Ci sono differenze importanti, significative fra le varie realtà territoriali, ma dobbiamo anche tenere presente che sono superfici diverse. Quindi il Friuli chiaramente non ha l'estensione di peceti che può avere il Veneto piuttosto che il Trentino, e anche questo giustifica in parte i diversi valori di questi danni. Assieme al rilevamento dei danni abbiamo fatto il monitoraggio delle popolazioni utilizzando delle trappole a feromoni. Qui è la stessa tabella, qui invece di avere i metri cubi bostricati abbiamo le catture medie per trappola per anno. E anche qui vedete che i dati sono piuttosto allarmanti, in quanto c'è stata anche qui una crescita progressiva delle catture nelle trappole, che ha raggiunto indicativamente un picco nel 2020, sebbene nel 2020 complessivamente almeno, sebbene nel 2021 non ci sia stato un grosso calo, sembra tuttavia che la popolazione abbia raggiunto un suo massimo e che forse nei prossimi anni possa presentare l'inizio di un declino, benché quest'anno purtroppo l'inverno è stato quello che è stato, estremamente caldo, estremamente secco, e quindi tutti i fattori che sono sicuramente a svantaggio della pianta e a vantaggio dell'insetto, quindi è ancora presto per tentare vittoria. Tenete inoltre presente che a livello così indicativo viene considerata come soglia critica di rischio valori di 7-8 mila insetti per trappola. Oltre a quel valore si va verso l'epidemia, si va verso l'infestazione. Noi abbiamo valori di 20.000, 26.000
34.000 insetti trappola, quindi siamo veramente oltre ogni soglia di rischio. O anche questi che sono dati estremamente importanti e utili per capire qual è la dinamica e l'andamento di queste infestazioni, di queste popolazioni. Altro dato importante da far presente è che, vedete, le catture medie aumentano all'aumentare dei danni. Quindi significa che le trappole sono estremamente utili per il monitoraggio del bosco, ma utilizzate in questo modo non sono degli strumenti di lotta, non sono degli strumenti di contenimento, perché altrimenti dove catture di più dovrà avere meno danni. Invece, tanto più catture, tanti più danni ho. Quindi sono semplicemente un monitoraggio, un sistema di sorveglianza del bosco. Quindi che cosa conviene fare, cosa possiamo fare per il futuro, per i prossimi anni? Sicuramente continuare questo monitoraggio, un monitoraggio coordinato sia dallo stato di salute delle foreste e sia dalla densità di popolazione del bosco, perché il primo passo è sapere che cosa c'è nei nostri boschi, quanto ce n'è, dov'è e come queste popolazioni variano nello spazio e nel tempo, perché se no non possiamo prendere nessuna decisione. Non possiamo sapere che cosa possiamo fare. Quindi il monitoraggio deve essere uno strumento decisionale per valutare cosa fare e come farlo. Il cosa fare e come farlo, questo ci è indicato in modo molto chiaro dalle linee guida regionali appena pubblicate a settembre dell'anno scorso dalla Regione Veneto, linee guida regionali per la difesa dei popolamenti forestali del bosco ecotipografo, che ci illustrano in modo molto preciso, molto chiaro, quali sono i protocolli da seguire per il contenimento e la prevenzione di nuove infestazioni. Queste linee guida esplorano vari punti, tutti molto importanti. Ce n'è uno in particolare su cui però vorrei soffermarmi, è che la bonifica fitosanitaria, cioè andare a tagliare quello che è stato attaccato, ha senso solo su materiale ancora infestato. Se noi andiamo a portare fuori, dal punto di vista fitosanitario per il controllo del bosco, se noi andiamo a tirare fuori piante come queste che vedete, che sono in piedi, completamente scortecciate perché il bosco se ne è già andato, questo è un esbosco inutile ai fini della lotta. Potrà essere utile per altre ragioni, per motivi economici, paesaggistici, idrogeologici, quello che volete, ma dal punto di vista strettamente fitosanitario è un'azione inutile, anzi in alcuni casi addirittura dannosa, perché portando via queste piante dalle quali il bosco se ne è già volato fuori, porta via anche i nemici naturali che ancora sono presenti magari sotto la corteccia, perché hanno dei ritmi di sviluppo più lenti, quindi rimangono più a lungo sotto la corteccia. Inoltre, portando via queste piante, molto spesso vado ad ampliare quelle che sono le buche di infestazione, quindi espongo le piante che si trovano nelle immediate retrovie a nuovi danni da vento o da neve quando ce n'è, oppure a radiazione solare, quindi vado ad allargare continuamente dei margini che sappiamo essere le parti più sensibili, più delicate e più esposte a nuove infestazioni del bosco ecotipografo. Allora, altro aspetto fondamentale per il futuro è cercare di sviluppare la ricerca e soprattutto la collaborazione fra enti territoriali, istituzionali e di ricerca per cercare di promuovere l'innovazione e trovare soluzioni che siano comuni e efficaci. Da questo punto di vista l'Università di Padova e da FUNAI nel Dipartimento già partecipa attivamente a diversi progetti, c'è questo progetto Interreg del Giovani Pilari di cui vi ho appena illustrato alcuni passaggi. Abbiamo una convenzione con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale del Friuli, Versa, e la Direzione centrale delle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, che si è appena conclusa, è stata una collaborazione triennale, ma che ha ancora degli strascichi importanti di cui poi il relatore che seguirà vi dirà qualcosa, il dottor Biasio. Abbiamo appena attivato un progetto di ricerca di cui ha parlato anche l'assessore, che in collaborazione con la Regione del Veneto e Veneto Agricoltura, un progetto triennale per lo studio e il contenimento del bosco ecotipografo in Veneto. Facciamo parte del Comitato Tecnico per il monitoraggio post-vaia presso il Ministero delle Risorse Agricole e Forestali e inoltre al tavolo tecnico scientifico nazionale sul bosco, in cui partecipano, anche questo coordinato dal Ministero per
risorse agricole e forestali, a cui partecipano anche la Regione Veneto, chiaramente la Regione Friuli Venezia Giulia, l'Alto Adige, la Lombardia e il Trentino. Con questo io ho concluso, sono andato un po' veloce, ma mi è stato chiesto di stare in 30 minuti. Se ci sono domande sono a disposizione o chiarimenti, benvengano. Grazie a tutti per la vostra attenzione. Grazie professor Saccoli, e siccome tutti fermi qua ovviamente, no, quindi dopo potremo porre o porti tutte le domande e a questo proposito mi raccomando anche, diciamo, positivamente di tenere i collegamenti anche con i tecnici del territorio del Galles Alto Bellunese. Ecco, due immagini tutte interessanti. Ha colpito in Val di Garesse nel 2018, poco prima di Vaia, c'erano già alcune cose inquietanti, c'era già il bostrico e derivava dal fatto che c'erano stati altri schianti da vento nell'inverno 2014-15, eccetera, e anche il sindaco qua presente lo sottolineava a suo tempo, tant'è si era anche discusso se poteva pigliare quell'elicottero svizzero, eccetera. E comunque questo collegamento tra quello che si vede dal satellite e un quadro generale si può ipotizzare di connettere con un legame subito sul territorio con i tecnici ufficiali comuni, con i custodi forestali dove sono rimasti, di cui si vede ancora adesso quanto importanti essi sono. Bene, grazie, tu hai potuto anche portare alcune parti che non ha potuto sviluppare Finozzi perché è stato richiamato in un altro importante convegno. Io credo però, senza dire che anche questo nostro sia importante, perché è fondamentale riconnettere i termini del sistema in maniera da affrontare congiuntamente il problema. Ecco, quello che doveva dire Finozzi, in una parte ha detto tu, in parte poteva essere anche legato al progetto triennale di ricerca e sperimentazione, il cosiddetto, diciamo, monitoraggio. Comunque ci siamo presi un attimo in anticipo e non andrà male perché abbiamo molte cose da dire e anche molte da riservare alla discussione. E prima di passando alle esperienze di contrasto alla diffusione del bostrico, prima degli amici e colleghi di Trento e del Friuli, lascerei la parola al dottor Federico Correale Santa Croce, il quale è chiamato anche lui a sopperire a un suo superiore in un convegno subito qui vicino, e quindi gli diamo la parola in maniera che possa presenziare da tutte e due le parti e poi ci raggiungerà. Dottor Correale, per Veneto Agricoltura, Unità Organizzativa Gestione Foreste Demaniali Regionali e Centro Forestale, ha fatto anche una esperienza concreta, mi pare in Bosco di Giazza, no? Adesso a noi servono, dopo il monitoraggio, dopo la conoscenza del fenomeno, la parte scientifica, anche delle esperienze, diciamo, sul campo, e queste di cui dobbiamo adesso fare incetta per poter essere operativi. La parola a Federico. Grazie. Allora, intanto ho trovato molto interessante l'intervento che mi ha preceduto, anche perché, come tutti voi saprete, operare sul terreno su questo tema e in presenza di un'infestazione come forse mai avevamo visto prima sul nostro territorio prevede delle scelte che non sempre a posteriori possono essere valutate come positive. Devo dire che il quadro che è stato dipinto è un quadro oggettivamente molto preoccupante. Lascia immaginare uno scenario di possibilità di controllo tutto sommato abbastanza limitato, sia per effetto della biologia stessa dell'insetto in rapporto alle modificazioni del clima a cui stiamo assistendo,
sia in termini evidentemente di capacità economica di contrasto, anche perché come sappiamo i nostri boschi non sono tutti uguali e in molti casi il fattore orografico, il fattore anche infrastrutturale è un ostacolo che sembra quasi insormontabile per poter agire prontamente in questo caso. Ecco, io porto l'esperienza limitata tutto sommato di Veneto Agricoltura. Veneto Agricoltura collabora in questo campo sostanzialmente in due modi. Come abbiamo visto partecipa a un progetto con capofila la regione, l'università, e in questo caso dà un apporto di tipo strettamente operativo, ovvero sul territorio queste restituzioni, diciamo, di controllo sul terreno vengono fatte da personale di Veneto Agricoltura, in particolare dell'area SIF, inclusa anche la gestione della rete di trappole, eccetera, eccetera. E dall'altra parte invece, per quanto riguarda più strettamente la mia attività, come sapete Veneto Agricoltura ha la gestione delle foreste demaniali regionali. Foreste demaniali regionali, parliamo di circa 14.000 ettari di foresta, quindi siamo intorno al 4% delle foreste della nostra regione. Sono foreste per lo più di protezione, quindi proprio che presentano tutte le problematiche che abbiamo già evidenziato e che rendono difficile la lotta al bostrico. Noi ci siamo concentrati con le prime esperienze in seguito a Baia in due realtà, che sono le due realtà principali del demanio forestale regionale, ovvero la foresta del Cansiglio e la foresta di Giazza, la prima ovviamente in provincia di Belluno e parzialmente di Treviso, e la seconda invece fra la provincia di Vicenza e la provincia di Verona. Sono due contesti molto diversi, è proprio da qui che parto. Se è possibile, grazie mille. Se no me lo... Scusate, sono due contesti molto diversi e l'approccio che abbiamo avuto noi è stato un approccio estremamente pragmatico, sulla base delle conoscenze che c'erano. Le conoscenze che si sono evidenziate poi probabilmente ci porteranno a modificare anche un po' le strategie sulle nostre foreste, anche perché la ricerca va avanti e come abbiamo visto anche i monitoraggi vanno avanti, quindi le informazioni che ci possono arrivare possono poi determinare delle variazioni di strategie. In particolare il contesto è quello che ci ha interessato di più. Noi abbiamo due contesti molto differenti, a Giazza e in Cansiglio, e secondo me sono due esempi tutto sommato abbastanza rappresentativi delle situazioni che possiamo avere. Ovviamente quelle che sono le priorità da valutare sono priorità di ordine economico, dove effettivamente è possibile dal punto di vista delle disponibilità intervenire, cercando anche di valorizzare il legno, perché come ben sapete il legno bostricato, fino a che non subentrano delle patologie secondarie, è un legno ancora commerciabile. Noi di fatto l'abbiamo venduto agli stessi prezzi del legno schiantato di Baia. Nel caso vi sono poi priorità di ordine silvicolturale, questo in particolare laddove dei processi di in qualche modo degrado dei soprassuoli e delle peccette che si erano già instaurati prima della tempesta Baia in qualche modo vanno accompagnati, e questo è il caso in particolare di Giazza, su cui magari spenderò qualche parola poi. La collaborazione in questo caso di queste due esperienze è stata sempre da parte di DAPNAE, del collega di San Andrea Battisti, e che ha seguito in particolare il monitoraggio a Giazza e i sopralluoghi nella foresta del Cansiglio. Ecco, i due scenari sono questi. Nel caso di Giazza abbiamo una peccetta irregolare mista di origine artificiale con rimboschimenti successivi. Gli ultimi rimboschimenti qui risalgono a circa 80 anni fa, i primi sono relativi ai primi anni del secolo. Parliamo di una valle che in origine era quasi totalmente disboscata, con problemi di stabilità idrogeologica veramente imponenti, e dove effettivamente l'attività di rimboschimento e di ritorno del bosco ha veramente cambiato, oltre al paesaggio, anche le condizioni effettive di vita delle valli. La funzione primaria qui quindi è di protezione idrogeologica, la funzione economica è molto limitata e le utilizzazioni quindi sono usualmente scarse o quasi nulle. In compenso è una vallata che ha una fortissima pressione turistica, soprattutto nei weekend durante la stagione estiva, e quindi l'aspetto, diciamo, passatemi il termine,
non molto tecnico forestale, ma l'aspetto estetico del bosco in questo caso riveste un'importanza notevole per quanto riguarda l'economia locale. La presenza del bosco qui era documentata anche prima di Vaia, in corrispondenza della tempesta abbiamo avuto schianti, in particolare a macchia di leopardo con piccole radure, in questo caso i danni sono stati molto inferiori di quelli che abbiamo avuto in Fiancansiglio e in altre foreste regionali. Un altro fattore importante è la scarsa o scarsissima presenza di imprese boschive locali, o meglio, sulla versante veronese in particolare. Sul versante vicentino abbiamo un tessuto imprenditoriale molto più importante, ma questo è un altro fattore che incide poi quando dobbiamo intervenire sul territorio. Lo scenario invece della foresta di Fiancansiglio vede delle piaccette secondarie montane e degli abbiateti con faggio. Qui la funzione produttiva è marcata, non che manchi quella turistica, come ben sapete, che è anche qui molto importante, ma la funzione produttiva qui invece è una funzione che riveste un'importanza direi storica. Siamo in presenza di una delle foreste storiche del nostro paese, forse una delle più iconiche anche, la grande foresta d'Areme della Repubblica di Venezia. Le utilizzazioni qui sono regolari, ovviamente parliamo in tutti e due i casi di foreste gestite, quindi con un piano economico in atto. C'è una presenza invece di un tessuto imprenditoriale legato al bosco importante, si vorrebbe sempre di più da un punto di vista ovviamente bisogna dire che qui abbiamo comunque uno storico di imprese boschive presente da molto tempo sul territorio. I danni da Vaia qui sono stati localmente importanti, abbiamo anche aree di schianto, anche se devo dire in ogni caso siamo in presenza di situazioni che sono tra virgolette fortunate rispetto a quello che abbiamo visto nelle aree della Asiago piuttosto che del Bellunese, delle altre aree del Bellunese. Ecco, a Giazza, allora i due scenari che noi abbiamo affrontato in questo modo. A Giazza abbiamo, siccome gli interventi sono su superfici molto piccole e anche le infestazioni su superfici relativamente piccole, quindi abbiamo provato ad applicare il metodo da bibliografia push-pull con le trappole feromoniche e dall'altra parte invece il contesto circostante con sostanze attrattive, sostanze repellenti. Qua lo schema era questo, lo schema classico, come vedete abbiamo le trappole in centro a una radura, la radura può essere tipicamente una radura provocata appunto dagli schianti di Vaia, in alcuni casi siamo intervenuti a eliminare piante bostricate già presenti sull'area. Abbiamo circa una trentina di metri almeno di radura, quindi abbiamo selezionato delle radure che avessero queste caratteristiche e nell'intorno sono state posizionate, come vedete, i repellenti, quindi come da bibliografia qui si sono utilizzati diversi repellenti per poter verificare poi gli effetti delle singole sostanze. Attenzione, qui abbiamo i primi dati che adesso vi mostro, che sono dati numerici essenzialmente. Le prime considerazioni, perché la campagna è stata fatta nel 2021, intanto mostrano una cosa: qui abbiamo numeri molto limitati. Numeri molto limitati vuol dire che a Giazza, come vedete, siamo nettamente al di sotto anche della soglia di attenzione delle 7-8 mila piante che è stata citata. Quindi nel momento della massima infestazione, che ovviamente è stato a giugno del 2021, nel 2020 non abbiamo fatto rilievi, abbiamo un numero di catture che è al di sotto tra le 2.000 e 2.500 catture. Si ha poi un crollo evidente della popolazione con un quasi annullamento poi a fine stagione. Ecco, qui ovviamente bisogna fare una serie di considerazioni. I fattori che possono aver determinato questo calo della popolazione sono i più diversi, quindi è pressoché impossibile, soprattutto con un'unica campagna come questa, andare a realizzare una correlazione diretta tra l'esperienza di trappolaggio e di repellenti, quindi sistema push-pull, rispetto a questi risultati. È un dato oggettivo però che
anche in presenza di un post varia che invece in altre aree ha visto, come abbiamo visto tutti nell'estate scorsa, dei danni veramente rilevantissimi, in questo caso noi abbiamo avuto un danno tutto sommato limitato e anche una popolazione in declino. Ovviamente tutto andrà confermato nella primavera prossima, nell'estate prossima, che purtroppo, come è già stato detto, climaticamente non si preannunciano particolarmente favorevoli. Ecco, anche qui abbiamo avuto, come è stato già evidenziato, un'estate piuttosto fresca, un inverno mite, le temperature sono state rilevate in loco con strumenti adeguati ai data logger di trasmissione, quindi abbiamo verificato che effettivamente purtroppo il contesto ambientale sarebbe stato abbastanza favorevole alla diffusione del tossico. Nonostante questo abbiamo questa situazione. Scusate. Problema tecnico di condivisione sullo schermo. No, risulta ancora che ci sono dei problemi. Ecco, per concludere, in questo caso quello che noi pensiamo di fare l'anno prossimo sostanzialmente è di ripetere i trappolaggi, mentre è un po' in discussione il tema del posizionamento dei repellenti. È un'operazione piuttosto onerosa, ecco, la nostra piccola prova ha evidenziato un fatto, cioè questa non è una tecnica che può essere utilizzata su larga scala, è una tecnica che può essere utilizzata, ammesso che si possa confermare la sua efficacia su realtà quasi puntuali, potrei dire. È chiaro che, come è stato detto, il trappolaggio ci consente un monitoraggio negli anni della presenza delle infestazioni. È tutto da verificare che localmente ci sia anche un effetto diretto sull'infestazione. Certo, qua noi abbiamo avuto un calo oggettivo delle presenze degli adulti, quindi non possiamo escludere che localmente l'effetto del trappolaggio su questi numeri, cioè con un'infestazione non parossistica, possa aver avuto un suo effetto. Oltretutto anche ultime evidenze di articoli scientifici in questo campo in qualche modo hanno mostrato e mettono un po' in dubbio l'efficacia nel sistema push-pull della parte relativa alla repellenza, mentre sembra confermato in qualche modo l'utilità e l'efficacia del trappolaggio. Come è stato detto, sicuramente a fini di monitoraggio, noi speriamo anche localmente in parte ai fini di un minimo di controllo dell'infestazione. A Piano Consiglio la situazione invece è totalmente diversa. Qui noi, diciamo, i danni sono stati più diffusi nella foresta, con alcune aree totalmente schiantate e danni diffusi in tutta la foresta a livello puntuale di piccolissime superfici, che è un po' lo scenario che è stato disegnato prima. Ecco, in questo caso la gradazione appunto è stata varia e circa 500 ettari di foresta sono stati danneggiati pesantemente. La foresta del Consiglio in gestione a noi è una foresta di circa 4.000 ettari complessivi, quindi è una percentuale importante, è stata perlomeno danneggiata, in alcuni casi anche in maniera molto massiccia. Comunque, come vedete, la superficie delle radure anche completamente schiantate è sempre una superficie che mediamente non supera i 5 ettari, quindi non siamo in presenza di schianti estesi come quelli che hanno interessato altre aree della nostra regione e delle regioni contermini. Vi sono però molti danni su piante singole o piccoli nuclei sparsi in foresta, che sono quelli meno controllabili. Come vedete, come è ovvio, i danni
da valle, intendo dire, hanno interessato prevalentemente l'abete rosso, in minor misura al faggio, e in totale abbiamo avuto schianti per circa 55.000 metri cubi di materiale da opera, che è stato pressoché integralmente asportato dal bosco. Per Esbosco hanno operato 10 ditte dal novembre 2018 fino alla fine del 2020. In questo momento le attività legate ai danni diretti da vaia e quindi, come vedremo, anche da bostrico post vaia nei lotti utilizzati, cioè quelli colpiti dal danno, si può dire concluso. Ecco, qui una considerazione è stata questa. La presenza delle ditte boschive da subito dopo l'evento vaia ha consentito sostanzialmente di intervenire molto prontamente, anche complice l'orografia favorevole della Topiana del Cansiglio, ha consentito di intervenire molto prontamente sui danni da vaia. Quindi è stato possibile asportare sia il materiale schiantato, ma in questo caso evidentemente è stato possibile anche intervenire negli anni che il materiale era quantità comunque considerevole, quindi i lotti, come visto, sono andati sostanzialmente avanti per 2 anni, e quindi si è intervenuti anche sui nuclei di bostrico che via via si sono evidenziati nelle aree sottoposte all'asportazione degli schianti. Ecco, questa è un po' la chiave. Nel bosco gestito, ed è un po' una delle conclusioni che farò, effettivamente è possibile avere una sinergia tra quella che è la gestione effettiva del bosco e la lotta al bostrico. Quindi siamo in una situazione paradossalmente più favorevole che in contesti invece dove abbiamo una minore, è stato detto prima, tagliare di più, sì, ovviamente nei limiti di quello che prevedono i piani economici, ma in questi casi siamo in presenza di situazioni evidentemente di piena emergenza e di materiale schiantato. Certo è che dove la foresta è gestita anche la lotta diventa più razionale, speriamo, non è detto più efficace, ma perlomeno più razionale. Ecco, in ogni caso questa sinergia fra le attività di esbosco e la lotta al bostrico si è potuto evidentemente palesare solo nei lotti colpiti da vaia, direttamente colpiti da vaia, quindi quelli di una certa dimensione dove gli schianti sono stati imponenti, mentre sui nuclei sparsi nel bosco questo diventa molto difficile e molto anche economico. Abbiamo quindi messo a bilancio un fondo di emergenza, come vedete, perché prevediamo di dover aprire dei bandi per incaricare imprese che vadano a intervenire quasi a chiamata, passatemi il termine, su piccoli nuclei bostricati o che mostrano i primi cenni dell'infestazione in modo da tenerla controllata. Qui siamo in presenza di un bosco con una valenza economica importante, quindi si giustifica in qualche modo uno sforzo un po' superiore anche dal punto di vista economico per il controllo dell'infestazione. Devo dire che ad oggi l'esperienza anche del Cansiglio è un'esperienza tutto sommato positiva, nel senso che noi abbiamo di fatto un controllo abbastanza efficace dell'infestazione, nonostante i danni di vaia siano stati comunque importanti. Concludo. Concludo con alcune delle considerazioni che ho già fatte, però le strategie di lotta non possono prescindere dal contesto, ovvero è evidente che le scelte e anche l'investimento necessario per comprare il bostrico vanno valutate a seconda delle finalità e delle funzioni del bosco su cui andiamo a intervenire. Come vedete, le dimensioni, il tessuto economico locale, la viabilità fondamentale, che è uno degli elementi più critici. Nelle foreste gestite la lotta al bostrico diventa una lotta che può essere operata in continuità con le operazioni di taglio dei lotti assegnati e quindi siamo in un contesto più favorevole, quindi la gestione razionale del bosco diventa una delle chiavi anche per in qualche modo provare a contrastare questi danni. E l'ultima cosa, voglio dire, questo sappiamo tutti che sembra abbastanza un'ovvietà, ma il costante allontanamento, il pronto e costante, ovvero ogni volta che si verifica l'allontanamento del materiale colpito, è ancora la misura più efficace.
quindi evidentemente applicabile solo dove abbiamo dei contesti che lo consentono. Però questo è l'elemento chiave, quindi i fattori tempo e i fattori intensità sono fattori importanti. Localmente, come abbiamo visto a Giazza, io tutto sommato mi sento di dire che l'effetto dei trappolaggi può avere può essere un fattore positivo pur limitato proprio su questi due fattori, sul fattore tempo e intensità dell'infestazione. Ecco, penso anch'io che le informazioni che verranno dal progetto regionale e dal monitoraggio pluriennale del bosco consentirà di definire delle strategie più di largo respiro, perché qui stiamo parlando di strategie di risposta a un evento eccezionale, a cui, come è stato detto più volte, probabilmente non eravamo sufficientemente preparati. Vi ringrazio, è tutto. Grazie, dottor Correale. Buona transizione in altra veste al convegno qui sotto. Saluto, nel frattempo è arrivato il generale Baratta, anche il nostro collega, e il dottor Somavilla. Lo vedo bene o no? Perché prima con la mascherina mi sembrava un ovalista. Ecco, allora adesso ci colleghiamo con i nostri colleghi prima della provincia autonoma di Trento. Riesce Marica a collegarsi? Sì. Ecco, allora Marica con la sua K cercherà di captare questa sull'R il nostro collega Paolo Kovac, che è già stato direttore del demanio forestale della provincia autonoma di Trento, adesso da poco tempo ha un altro ruolo importante, ma ha fatto questa esperienza e anche nella recenti interviste sulla rivista Sherwood ha dato delle importanti comunicazioni. È bene che in questo, una volta si chiama Nord-Est, che era magari più unitario, ci sia un collegamento sia nelle parti positivi come Dolomiti UNESCO, sia con le parti negative come far fronte a questo spirito del male che sta profilando sotto la forma del vortico. Ecco qua con aria da profeta. Buongiorno, mi sentite? Paolo, ci sei? Sì, mi sentite? Non lo sento bene. Funziona? L'audio attivo dovrebbe sentirsi. Mi sentite? Io ho attivato l'audio e il video. Mi sentite? Adesso? No, non riesco a sentire, ma non riesco a capire. Io vedo nelle chat sotto che mi sentono da remoto, non so. Allora, non è elegante generale che magari le dia la parola di saluto adesso, ma così ci sopperisce anche questo momento di sottrasse. Allora, generale Pierangelo di nome, no? Che è, diceva il nostro collega forestale, siamo contenti che ce ne sia ancora qualcuno, quindi avevamo diversi, vediamo qui il dottor Benicolo, il dottor Zanetti, c'è il dottor Coleselli che ho chiamato e dice vieni è giù per Napoli perché oggi festeggia il
le nozze d'oro addirittura il 25 di marzo del 72 si è sposato nella chiesetta di San Giovanni Gualberto sul passo Giau e io ero compare. Vieni qua. No, resta pure qua, tanto grazie. Pronto, Mi si spiace di sente? essere arrivati in ritardo, ma siamo rimasti bloccati per un incidente sull'autostrada per parecchio tempo, insomma, una macchina che ha preso fuoco. Però l'occasione è gradita per portarvi un saluto. Io sono in Veneto da non tanto tempo, e non ci starò per tantissimo tempo per questioni anagrafiche, insomma, però sono contento di portare il mio contributo come forestale prima di tutto, e quindi grazie anche per i contatti che abbiamo avuto recentemente, ed è questo il motivo per il quale sono anche qua ad ascoltare i problemi, diciamo, delle nostre foreste, che non sono solo delle nostre foreste venete, perché questo è un problema che insomma caratterizza anche tante altre parti delle nostre foreste. Certo, qui ovviamente verosimilmente aggravato dai residui della tempesta Vaia, chiaramente, insomma. Ma la cosa che più mi piace sottolineare anche nella veste ufficiale nella quale sono qui è quella a tutti quanti, insomma, mi dispiace anche della tempistica che non ho potuto incontrare adesso l'assessore, ma insomma con l'aiuto anche di Sommavilla lo incontrerò a breve, ecco, e saluto anche l'assessore con il quale ci siamo conosciuti un po' di tempo fa in occasione della festa di Paolo, per dire che noi vogliamo essere presenti come forestali proprio come parte, perché è invalso un po' in quest'ultimo periodo un atteggiamento che non mi appartiene e che vorrei che non prendesse piede più di tanto, e cioè quello di essere considerati una controparte. Ecco. E quindi ho piacere di dirlo in questa sede, lo sosterrò anche prossimamente. Credo che tra l'altro non ci sia solo questo tema dal punto di vista forestale, ma altri ve ne siano. Ne abbiamo parlato recentemente anche col presidente qui di Belluno, ma col presidente dell'ordine. Mi riferisco anche ai tagli, ne ho parlato con il dirigente Sommavilla sulla questione dei tagli cosiddetti dei cedi invecchiati, perché anche questa è una cosa che andrà affrontata secondo me a 4, 6, 8 mani, quelle che sono, per cercare di trovare la giusta soluzione nell'interesse comune, perché la prima cosa che noi dobbiamo fare è quella di organizzarci per remare tutti nella stessa direzione, perché peggior cosa penso io, anche per gli operatori, per i cittadini, per chi vive in montagna, peggio non ci sia che dare l'impressione che ci siano da una parte dei buoni e da una parte dei cattivi. Ed è con questo spirito che io sono qui a finire l'ultimo tratto, l'ultimo percorso della mia vita professionale, e quindi il saluto lo porto con grande affetto e con l'impegno di lavorare alacremente insieme su questo problema. Grazie e spero di aver contribuito quantomeno a ripristinare il collegamento, non lo so. Quasi. Bene, grazie comunque. Grazie. Generale, nostro... Come siamo? Provi a parlare? Sì, se mi sentite? Niente. In chat mi sentono. Non so cosa, se devo fare qualcosa sul computer. Anche il livello del tuo computer come il livello audio? È su 100%. Sì, mi sentite così? Vuoi che proviamo a fare l'altro nel frattempo? Prova a vedere se con De Biagio, che sarebbe l'altro relatore, magari per vedere se è un problema del suo computer o del nostro. Sì, siamo in diretta, non posso fare più di quello. Proviamo con De Biagio, intanto a vedere se ci... Ecco, io sto provando a Provi di nuovo? parlare. Sì, se mi sentite? Non so, metto al massimo il mio microfono. Anch'io sto provando a parlare.
Adesso arriva Proviamo De Biasio. Mi sentite? Mi sentite? Non si sente neanche De Biasio. Neanche me? Tu hai la mano verde su queste cose, no? Prova a cambiare le cuffie. Sì, ok. Facciamo un altro. Però neanche lui, vero? Pronto? Mi sentite? Devo cambiare tutto qua. Allora facciamo un salto, poi vediamo di ricollegarci e passiamo. Ho provato a riconnettermi, non so se mi sentite. Rispetto al programma anticiperei Luca Canzan, nostro collega dottore forestale. Nello schema logico magari deve essere prima Bendi che tracciamo un quadro. Canzan ci dirà, oltre che un'esperienza del dottore forestale, anche quella di collegamento con le ditte boschive e anche di legame tra alcune infrastrutture necessarie anche per affrontare il bostrico, soprattutto le strade, eccetera. Quindi tenete in mente come dei tasselli di mosaico che poi si riconnettono. Quindi la parola a Luca, mentre vediamo se sono risolti i problemi tecnici nel frattempo. Pronto? Mi sentite? Consigliere, di solito chi mi conosce mi servirebbe una bottiglietta di vino, però. Sono della classe del 50 come Mauro Corona e altri qua, compreso anche del Niccolò Coloselli. Bene, allora scusate un po' la confusione, cerchiamo un attimo di riprendere un attimo il filo del discorso. Io poi, come dottor Correale, sono impegnato anche sul successivo convegno che sta per partire per quanto riguarda la realizzazione del portale di commercializzazione del legno veneto. Di conseguenza approfitto anch'io per esporre. Luca, penso sia sì. Allora, la mia è semplicemente una fotografia, non vuole avere un peso di tipo scientifico, né vuole andare a effettuare delle critiche, diciamo, su quelle che sono state le procedure, ma semplicemente portare in evidenza, ecco, un esempio concreto, no? Come professionista. Ci siamo, eh? Eccoci. Ce la faremo a risolvere tutti i problemi. Ok, bene. Bene. Volevo semplicemente focalizzare il punto che ho evidenziato anche in una recente intervista su Sherwood, che trattava nell'ultimo numero proprio il problema del bostrico, collegandomi a un problema che è noto a tutti, che riguarda un po' la frammentazione della proprietà privata, perché sappiamo ed è evidente che il bostrico non è che si ferma su un comune o si limita esclusivamente su un mappale o su un'unica proprietà, e sappiamo essere quindi un problema annoso e critico, no? Prego. Ok, mi ricollego un attimo, prego. Ad alcuni articoli che hanno dato la possibilità di, diciamo, la possibilità operativa, no? di intervento post vaia e soprattutto quello che riguarda l'ordinanza 558. In sostanza veniva data la possibilità ai commissari delegati e ai successivi
soggetti attuatori di occupare d'urgenza le aree, di procedere prescindendo da altro adempimento. Di fatto il soggetto attuatore quindi assumeva le funzioni di autorità espropriante immediatamente. Prego. Cito velocemente, ho 10 slide, quindi pochissimi minuti, però era opportuno secondo me ricollegarsi all'ordinanza 558 per capire anche quella che è un po' quella che dovrebbe essere il modus operandi anche per quanto riguarda il discorso del bostrico. Articolo 4, articolo 14, anche su quelle che sono le procedure di approvazione di progetti che sostanzialmente dovevano avere una procedura assolutamente snella, in deroga sostanzialmente a quasi tutte le competenze in materia edilizia. Io sto parlando sia di interventi di natura edilizia, come per esempio le sistemazioni idrauliche, che l'esecuzione di opere stradali per l'accesso alle aree colpite, che per interventi di tipo forestale. Quindi duplice ruolo, prego. Nella prevalenza dei casi l'attività dei sindaci però è stata un attimo improntata alla prudenza, perché evidentemente dal mio punto di vista le funzioni del soggetto attuatore sono a tempo, mentre il ruolo del sindaco rimane. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che di fatto, per quella che è stata la mia esperienza, anche la progettazione di viabilità silvopastorale ha seguito un iter quasi normale, se non per degli snellimenti legati ai tempi esecutivi autorizzativi. Però di fatto gli elaborati progettuali c'erano tutti. Evidenzio anche che la sovrintendenza è anche intervenuta con delle specifiche indicazioni su progetti di viabilità. Quindi su specifici progetti rientranti nell'ordinanza 558 la sovrintendenza è entrata in merito e ha detto: ma le pavimentazioni in calcestruzzo che servono per le manutenzioni straordinarie delle strade esistenti, ma che sono fondamentali per poter operare con i mezzi ad andare a disboscare, ecco, non sono compatibili, non si inseriscono dal punto di vista paesaggistico in piena ordinanza 558, giusto per farvi capire. Poi, per esperienza, addirittura certi uffici autorizzanti, a distanza di meno di 2 anni dall'esperienza varia, così scambiandosi alcune informazioni, hanno anche detto: non potete più operare in deroga, no? Perché sono passati 2 anni, l'emergenza è finita. Quindi c'è anche questa soggettività, secondo me, di interpretazione che è, secondo me, inaccettabile. Prego. Quindi, oltre ai problemi di carenza di personale tecnico, perché purtroppo i piccoli comuni operano in queste situazioni, di solito sindaco e responsabile del procedimento, poco altro, queste due figure che si sono fatti carico di una responsabilità enorme, con molteplici progetti e impegni di spesa. Poi tutto il problema della raccolta degli atti di assenso, perché per quello che è stata la mia esperienza, anche l'esecuzione di opere viarie, cioè non sono andati in deroga completamente, e quindi per tutelare giustamente la figura del sindaco e del responsabile del processo tecnico si è dovuto andare a recuperare l'atto di assenso di ogni singolo proprietario. Okay? Questo sappiamo che in zone montane è, al di là dell'essere impegnativo, ma con proprietà che non sono aggiornate dal punto di vista catastale, quindi con un elenco di proprietari per ogni singolo maffale praticamente che rende impossibile la raccolta degli atti di assenso. Quindi rallentamento anche di quello che era la mancanza di strade, quindi la necessità di eseguirle, la ridotta disponibilità di imprese che abbiamo già detto, e il dubbio anche legato all'introito del legname di risulta, perché io, per quella che è stata la mia esperienza, molti sindaci erano in difficoltà sulla gestione dell'introito del legname schiantato, e anche in dubbio su quello che era l'introito del legname legato all'apertura della strada, perché a un certo punto, no, perché il sindaco chiaramente deve venire incontro a quelle che sono le necessità del singolo cittadino, ha chiaramente detto: beh, il legname, sai, noi facciamo la strada per poter andare a recuperare lo schianto, però il legname, quello tuo, sulla tua apertura della strada, te lo teniamo là. Questo ha generato un problema enorme, nel senso che quel materiale messo a bordo strada
ha accelerato ulteriormente lo sviluppo del bostrico, né io come direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza potevo dire al singolo privato entra pure in cantiere, no? Il sabato e la domenica vieni dentro con i tuoi mezzi a recuperare legname. Assolutamente non se ne parla, quindi per motivi di sicurezza legato a cantieri edilizi coordinati ai fini della sicurezza. Quindi quel materiale è ancora lì. E naturalmente si sta parlando di chilometri di strade, di cantieri che durano per anni, che stanno ancora durando. Questo è per farvi capire un attimo il problema. Prego. Quindi c'è questo problema legato appunto alla frammentazione della proprietà e allo stato di abbandono generale, prego. E allora prova ne è di questo problema della frammentazione, perché certamente non è che abbiamo la bacchetta magica per risolvere la questione, ma la legge di bilancio ultima indica a distanza di 3 anni dalla situazione emergenziale creata da Varia, riusciamo a capire che forse c'è un problema anche legato all'operatività sulla proprietà privata. Cioè questo qua secondo me è allucinante che arrivi 3 anni di distanza, perché questo, no, l'esperienza doveva portare subito, immediatamente a programmare delle iniziative, a coordinare con le regioni. Se la regione è chiamata in causa per poter intervenire, doveva essere detto subito, dovevano esserci delle risorse subito, immediate. Certamente noi operatori, posso riallacciarmi a quello che diceva Orazio Lande, le risorse del PSR non erano sufficienti per poter affrontare una situazione, servivano delle risorse ad hoc, in maniera puntuale, per poter affrontare un'emergenza che si sapeva sarebbe arrivata con una cadenza ben precisa. Quindi quello che voglio dire semplicemente è che serve un approccio organizzativo diverso, cioè che però deve essere assolutamente collaborativo tra Stato e Regioni. Allora io sono d'accordo che l'attività di soggetto attuatore è correttamente data ai sindaci, perché alla fine comunque i sindaci hanno retto, anche se con pochissime persone. Quindi va bene, però il soggetto attuatore attua, non pianifica secondo me. Quindi a monte il comune, il sindaco, le persone sul territorio indicano quelle che sono le aree di intervento, le necessità, ma Stato e Regioni devono dare delle deleghe e delle indicazioni precise nella tutela del soggetto attuatore, cioè del sindaco. Questo è il mio modesto punto di vista. Se non riusciamo a organizzare questo tipo di filiera, evidentemente qualsiasi tipo di analisi e snellimento anche delle procedure di recupero del legname è vanificato dal mio punto di vista, perché andiamo a intervenire in un'area e non possiamo intervenire nella complessità del territorio. Per finire, finisco e dico a tutti quanti i soggetti di poter visionare il portale Legno Veneto, che è attivo, finanziato nell'ambito del piano di sviluppo rurale della Regione Veneto, nella misura 16, progetto dal basso che vede finalmente una collaborazione tra tutti i portatori di interesse, e lo presentiamo nel convegno successivo. Grazie al dottor Luca Canzani. Come siamo, Franz? Facciamo l'altro intervento intanto. No, andiamo. Nessun problema, nessun problema. Vediamo, facciamo un test con. Dicevo non c'erano problemi con il dottor Kovac. Kovac. Sì, allora chiederei cortesemente al dottor Kovac di attivare il microfono e di provare a parlare. Ecco, io ho attivato, non so se mi sentite. Io sento regolarmente tutta la trasmissione e non so cosa dire di più. No, Paolo Kovac non lo sentiamo. Non so se sul computer devo fare qualcosa. Paolo, Pierpaolo. Vediamo anche se qualche... Lui è il Superman di Don Garone Fiera. Allora, chiediamo di riattivare l'audio, dottor... ecco, e anche la videocamera se possibile.
Sì? Non mi risponde la videocamera. Ah, ecco, sì, adesso è partita. Non so se mi sentite. Io l'audio l'ho messo al massimo. Non so cosa fare altro in alternativa. No, non lo sentiamo. E non capisco perché l'audio del microfono si sente qui perfettamente. Allora, facciamo solo un'altra ultima prova. Provi adesso? Sì? Se mi sentite? Non so. Allora, dottor Kovacs, gli chiediamo scusa del disguido e intanto ci ha, come si può dire, acuito ancora la curiosità e l'attenzione. Intanto appariva un certo se fosse Mauro Corona che sta qua a 4 km di distanza. Allora, sì, un attimo solo che chiudiamo questa slide. Ho fatto l'estensione di schermo. Ah, ok. Ci sono altri interventi in presenza o no? ce n'è un altro Allora però farei così. Rimani qua? Scusate, sì, rimango qua io. Voglio far stare tranquillo il nostro buon Orazio perché a una certa età, sennò poi mi si agita, non va bene. Non sarebbe la prima volta a questo punto di vista. Cosa vuol dire con una certa età? No, così è un modo di dire, Orazio. Cioè, insomma, no, assolutamente. Si vede? Sì, ok. Prego Paolo. Bene, allora spero che siano risolti i problemi acustici, appunto. Ringrazio per l'invito, però è stato abbastanza immediato, per cui non sono riuscito a preparare delle slide e una presentazione un po' costruita, quindi mi sono collegato poco fa, ho sentito alcuni concetti già ribaditi più volte che saranno magari ripetuti ancora anche da me. Come ha già anticipato il dottor Andric, io da poco ho cambiato, mi hanno cambiato incarico, comunque per quasi 18 anni ho gestito le foreste demaniali del Trentino e su queste faccio un accenno richiamando poi comunque anche la situazione trentina in generale dal punto di vista dell'approccio che abbiamo avuto e che abbiamo concordato tra i vari tecnici con l'ufficio pianificazione, in particolare il dottor Rovolinski, nell'approccio appunto nei confronti di quanto è successo dopo Vaia, quindi del bostrico, oggetto del convegno di oggi. Un piccolo quadro veloce riguardo alle proprietà che gestivo nelle foreste demaniali disposte tra la Val di Fiemme e il Primiero di circa 9.000 ettari, con Vaia sono stati quantificati schianti per 200.000 metri cubi. Di questi, per fortuna già nel corso dell'anno scorso, specialmente per le zone di Paneveggio, San Martino e Castrozza, avevamo potuto attivare un recupero superiore al 70% e a fine anno, nella fase autunnale, eravamo oltre l'80% del recupero degli schianti. Nel 19 e nel 20, 19 quasi assente, nel 20 si è cominciato a manifestare il bostrico. Nel scorsa estate, nel 21, c'è stata una notevole esplosione, soprattutto nelle zone di Cadino, come nella gran parte della Val di Fiemme, mentre restando in ambito trentino, nella Valsugana, questa infestazione forte si era già manifestata in termini significativi l'anno precedente. Questo ha comportato grosse difficoltà, che sono già state appunto anche citate, perché chiaramente il bostrico, se in una fase epidemica ha una certa, diciamo così, chiamiamola tra doppie virgolette, razionalità di infestazione,
In questi casi, come peraltro si sapeva, l'infestazione non ha regole di nessun tipo, neanche di carattere ambientale, nel senso che abbiamo trovato il bostrico ampiamente sopra i 1800 metri, l'abbiamo trovato in situazioni dove schianti non ce n'erano, restando nella zona di Fiemme e Fassa. Se il Fiemme era stata ampiamente colpita dagli schianti e quindi era logico trovare e subire meglio l'infestazione del bostrico, nella zona del Val di Fassa, Alta Val di Fassa, schianti ce n'erano stati molto pochi con Vaia, eppure il bostrico è esploso in maniera quasi, per assurdo, quasi più significativa che in altre zone. Dal punto di vista operativo questo ha complicato molto le attività che, come dicevo prima, in parte erano già anche concluse in certe zone, su certi lotti, con la necessità di rientrare, e in altre la valutazione dell'opportunità o meno di integrare il recupero degli schianti con anche ulteriori assegnazioni o ampliamenti delle schiantate, recuperando il bostrico che si era sviluppato ai margini, ma non solo, come ho detto prima. Su questo si è ragionato molto, perché anche con le esperienze pregresse appunto di situazioni ordinarie degli anni passati ci si è posto il problema se valeva la pena, se era conveniente, non solo dal punto di vista economico, ma anche da un punto di vista, soprattutto, anzi direi da un punto di vista sia silvicolturale e sia ambientale in senso più lato, oltre che da un punto di vista della sicurezza, della protezione dei versanti da caduta massi e valanghe, se aveva senso o meno intervenire in maniera puntuale, sistematica, continuativa su tutti gli episodi, su tutte le infestazioni, su tutte le zone attaccate dal bostrico. Su questo si è valutato fin dall'inizio che non era certo la strada, e non lo è stata, e credo che non lo potrà essere. Uno, per questioni proprio che comunque non si riesce a stare dietro a tutto quello che è successo e sta succedendo. Due, l'apertura, come mi pare citava prima il professor Pacquali, se non ricordo male, due, l'intervento in queste situazioni va a creare, va a realizzare nuove aperture, nuovi margini, e siccome stiamo vedendo, e purtroppo temo che quest'anno ci sarà un'ulteriore batosta, sperando che sia il culmine dell'infestazione del bostrico, e quindi si vada verso un calo nei prossimi 2 o 3 anni, auspicabilmente, salvo ulteriori eventi eccezionali. Si è visto che appunto il bostrico, non avendo nessun tipo di effetto cioè intuibile, meglio, non è razionale andare a prelevare tutto quello che si secca. E come è già stato detto, chiaramente quello che è già secco ormai non ha nessun senso, se non quello economico di recupero di legname, che comunque mantiene un suo valore. Quello che è secco ormai è secco, e quindi può tranquillamente restare lì senza causare ulteriori infestazioni. Il fatto di riuscire a contenere invece l'infestazione è praticamente impossibile, nel senso che riuscire a individuare per tempo le piante che fossero attaccate, che abbiano i fori, che come sappiamo iniziano dall'alto della chioma, e quindi prima che le piante iniziano a rossare, quindi a sfarfallare l'adulto, ipotizzando di riuscire a fare anche questa individuazione, bisognerebbe avere il pronto intervento. Il pronto intervento su piccoli numeri si può anche ipotizzare, si può costruire su quella che è la situazione attuale, almeno qua in Trentino, ma credo verosimilmente, per quello che vedo passando anche nella zona veneta, non è assolutamente verosimile, insomma. Purtroppo, però secondo me e secondo noi è da prendere atto di questa situazione e vedere di recuperare il legname quanto più possibile dove conviene farlo e dove non si va potenzialmente a creare
ulteriori possibili spunti di espansione, estensione dell'infestazione. Su questo la linea, diciamo, pubblica della provincia di Trento è molto prudenziale. Adesso, peraltro, questa primavera si sta sviluppando in maniera estremamente favorevole al bostrico, vista le temperature, vista la mancata piovosità, come sappiamo tutti, quindi l'ipotesi è quella di, appunto, come dicevo prima, ridurre al minimo gli interventi e confinandoli in zone dove magari o ci sono già le ditte che stanno completando o stanno utilizzando gli schianti di baia, o in zone che comunque, sulle quali comunque intervenendo non si va idealmente a portare a una possibile ulteriore espansione dell'infestazione del bostrico. Questo proprio perché, come dicevo prima, il rischio è quello che si vada forzatamente a espandere ulteriormente quello che c'è già, a scapito di altri aspetti che sappiamo benissimo. Il bosco, anche in condizioni di non piena vigorosità, può svolgere lo stesso. Mi riferisco, per le nostre condizioni morfologiche dei terreni, alla protezione appunto di cadute di massi e di valanghe. Insomma, su questo sappiamo benissimo che anche le piante secche per un certo periodo riescono comunque a svolgere la loro funzione senza andare a inficiare la stabilità dei versanti. Da un punto di vista, chiudo, se non ci sono eventuali domande, con una valutazione anche economica relativa al valore di questo legname, a parte il fatto che comunque anche gli schianti, io 3 anni fa non l'avrei mai pensato, ma ancora adesso il legname da schianti in diverse situazioni continua ad avere, ha ripreso e continua ad avere un valore non indifferente. A maggior ragione il legname da bostrico, utilizzato in tempi diciamo stretti, rapidi, ha un valore che non è indifferente. Quindi da quel punto di vista non ci sarebbe il problema, o non c'è il problema in certe zone a recuperare tranquillamente, almeno per la realtà trentina, quello che è i lotti più consistenti, le zone più consistenti dove il bostrico, ripeto, si può togliere senza rischiare di creare grossi danni. Speriamo, e chiudo, che quest'anno, nonostante appunto le condizioni climatiche non siano ideali, sia comunque il picco dell'infestazione, per poter poi programmare nei prossimi anni / decenni le attività di ripristino, di pulizia delle nostre foreste. Ringraziamo il nostro collega e gli auguriamo anche buona fortuna nel nuovo ruolo che ha, anche se credo per un forestale la cosa più bella sia di lavorare nelle foreste demaniali. Allora facciamo ancora l'amico Friuli. Adesso proviamo a contattare Pierpaolo De Biasio Grazie, buonasera a tutti. Di Tolmezzo, la regione Friuli Venezia Giulia, che ha fatto una larga esperienza su questo argomento. Ringraziamo lui e ringraziamo anche il suo capo, che è molto vicino a noi, più di una volta è stato qui in provincia e sui nostri boschi. E a te la parola, Pierpaolo. Bene, proviamo allora. Ecco, mi sentite? Sì, benissimo. Ok, vedete le slide? No. Dunque. Deve fare condivisione schermo, che è quella freccia verde. Ho fatto, sì. Vediamo. Condividi schermo. Sì, sto cliccando lì. Non va. Dunque, vediamo.
Allora, condividi schermo. Mi vengono fuori tre... Eccolo, adesso sta condividendo. Perfetto. Adesso si Molto vede bene. la slide? Molto bene. Ok, allora, dunque, il Bostrico in Friuli Venezia Giulia ha avuto una importanza abbastanza marginale da un punto di vista selvicolturale fino al 2019, poiché erano casi limitati che venivano gestiti essenzialmente con assegni supplettivi nell'ambito di lotti boschivi più grandi. La situazione è cambiata improvvisamente nel 2020 e sono iniziate a essere presentate molte dichiarazioni di taglio e progetti di utilizzazione specifici per il bostrico. Nel 2021 ancora di più, considerando anche le segnalazioni fatte dal Corpo Forestale ai proprietari, rimaste senza seguito, si è arrivati a un quantitativo di circa 85.600 metri cubi che sono a livello della terza più grande avversità alle foreste friulane mai avvenuta dal 1950, probabilmente anche da prima. Scusi, la interrompo un attimo perché mi chiedono qui dalla sala se può mettere visualizzazione a schermo intero o proiezione. Vediamo. Allora. Dalla diapositiva corrente, se vedi aveva la proiezione, presentazione, deve andare sopra in presentazione, in alto, sopra. Sì. E poi la seconda, dalla diapositiva, ecco, perfetto. Così va bene? Fantastico, Okay. vediamo a schermo intero. Sì. Grazie mille. Bene, ecco, allora proseguo. Qui un aggiornamento della situazione schianti boschivi del Friuli Venezia Giulia, per evidenziare che fortunatamente dopo il notevole picco di Vaia, gli ultimi 3 anni sono stati come ventosità tra i più tranquilli. Questo monitoraggio, il programma Bausimve, che è stato avviato nel 1994 e riguarda tutte le calamità alle foreste, sia abiotiche che biotiche. Per completezza riporto questo grafico con i 10 più grandi schianti boschivi del Friuli Venezia Giulia, distinti per tipo di evento meteo. Venendo all'emergenza bostrico, gli attuali livelli sono stati indotti dalla tempesta Vaia in Carnia e in alcune aree del Pordenonese come Cloud. Ma Vaia ha impattato abbastanza marginalmente nella parte orientale dell'arco alpino della regione e prealpino, dove hanno diciamo, agito però altri fattori come il fortunale del 10 agosto 2017, un evento comunque da 39.000 metri cubi, e soprattutto nel Tarvisiano gli effetti dei cambiamenti climatici che lì si sono fatti sentire prima di altrove. Dunque le azioni che sono state adottate in Friuli Venezia Giulia sono stati indennizi per il recupero più presto possibile degli schianti Vaia e anche dello schianto precedente, e sono state avviate alcune collaborazioni di ricerca con l'Università di Padova e infine sono stati diciamo, erogati degli indennizi per il recupero di piante bostricate. Ecco, c'è stato un progetto di ricerca concluso lo scorso dicembre con l'Università di Padova, seguito proprio dal professor Faccoli, il Servizio Foreste, Corpo Forestale e l'ERSA, che ha diciamo, impostato alcune attività come un'intensificazione del monitoraggio già in corso, formazione di personale regionale per il riconoscimento precoce degli attacchi di bostrico in particolare, sono stati effettuati alcuni interventi di informazione al pubblico, oltre che azioni di lotta a livello sperimentale per l'overcrowding, sovraffollamento o il push and pull. Io ho seguito personalmente alcuni interventi di utilizzazione con operai della regione a seguito di riconoscimento precoce. Siamo intervenuti con la pronta utilizzazione di queste piante e l'immediata scortecciatura. Questa operazione consente di intercettare alcune decine di migliaia di insetti per ogni pianta trattata in questo modo, e quindi in teoria sarebbe il metodo più efficace di lotta, ma chiaramente è difficile
individuare le piante verdi sotto attacco, perché anche il principale sintomo, che è la rosura, è facilmente, diciamo, rimovibile a seguito di una pioggia. Comunque abbiamo effettuato 5 interventi con un'utilizzazione di 240 metri cubi di piante verdi sotto attacco, e abbiamo poi proceduto con varie segnalazioni a proprietari boschivi, e sono stati effettuati anche degli interventi autonomamente dal Consorzio Boschi Carnici e presso le foreste regionali. Come interventi di informazione al pubblico vedete qui una locandina di 2 serate a Paluzza e a Sappada, ce n'è stato una anche a Tolmezzo, e l'ERSA ha attivato un canale Telegram con l'aggiornamento, tra l'altro anche dell'andamento delle popolazioni di bostrico. Inoltre sul sito dell'ERSA sono anche indicate delle informazioni di carattere generale. Nel 2022 è stata avviata con l'Università di Padova una collaborazione per provare a mettere a punto delle azioni di lotta biologica con l'utilizzo di 4 organismi, di cui vedete una, diciamo, l'immagine della loro azione. Sono 2 funghi patogeni che agiscono sia su larve che adulti di insetti. Il Bacillus thuringiensis, quindi agisce a seguito di ingestione, è un insetto predatore, lo scarabeo formica. Dunque inizieremo circa tra un mese con l'utilizzazione di alcune stanghe per preparare dei tronchetti, che verranno poi trattati con diciamo questi materiali per la lotta biologica, applicazione di paraffina sulle testate per evitare la rapida disidratazione di questi tronchetti, e verranno poi esposti in aree forestali colpite da bostrico. Dovranno essere monitorati questi tronchetti per evitare che si creino fenomeni di sovraffollamento. Quindi quando si avrà un certo numero di fori visibili, verranno tolti i ferormoni di aggregazione. E quindi si farà un controllo sui sfarfallamenti effettivi, e vedremo se questi risultati potranno consentire di dare seguito a iniziative di lotta vera e propria con piante esca o trattamenti anche su legname. La Regione poi ha attivato degli indennizzi per il recupero di piante bostricate, che riguarda sia piante secche sia verdi sotto attacco. Dunque, chiaramente le piante secche non hanno, come già detto, un significato per la lotta, però di fronte a situazioni disastrose da un punto di vista paesaggistico, con interi versanti come nell'Alta Val del But, la Giunta regionale ha inteso diciamo, intervenire per risolvere questo problema che poteva avere un impatto anche da un punto di vista turistico. Quindi queste domande potranno essere presentate fino al 30 giugno di quest'anno. Serve una domanda all'ispettorato forestale competente, con allegato tra l'altro un progetto di utilizzazione. Ci sono alcuni parametri richiesti, comunque serve un rendiconto finale. L'ispettorato effettua un sopralluogo sia prima che dopo, oltre al controllo ordinario in corso lavori delle stazioni forestali. L'entità dell'aiuto varia in base al metodo di esbosco, passa dai 15 euro metro cubo netto con processori, 25 euro metro cubo per esbosco con trattore verricello e 35 euro con esbosco con gru a cavo. C'era un massimale di 50.000 euro per beneficiario che poi è stato tolto. All'ispettorato di Tolmezzo sono pervenute 82 domande finora, quindi un lavoro amministrativo abbastanza consistente. 6 sono arrivate da Pordenone e una dall'ispettorato di Udine, nella zona di Gemona. Complessivamente ci sono state 89 domande con un impegno di spesa di 1.862.000. I 2/3 delle richieste hanno riguardato esbosco con gru a cavo, 1/3
esbosco con trattore Vericello. Solamente 2 domande hanno avuto diciamo anche l'esbosco con processore. E vedete la domanda media di circa 720 metri cubi e 21.000 euro. Ecco, vorrei concludere con un messaggio di speranza, visto che si parla tanto di calamità in questo periodo. Qui vedete una delle aree colpite dal forte tornado del 1958 in Cansiglio. Senza nessun intervento antropico si è riformata una faggeta che adesso è di circa 60 anni e molto promettente. Ecco, concludo qui e ringrazio per l'attenzione. Grazie Pierpaolo, ringrazio anche il dottor Comino e adesso passiamo la parola al nostro collega Daniele Belli che ci farà una circostanziata, nel tempo dovuto ma molto pratica esposizione dei problemi che ha trovato e di cui notevole capacità di analisi oltre che necessità di tradurre tutte le idee in fatti concreti, istanze pratiche. Prego Daniele. Ecco, può interrompere per cortesia la condivisione dello schermo? Sì, un attimo che cerco di... un attimo... Sì, io ho poche cose da raccontarvi a livello scientifico, solo una testimonianza di quello che abbiamo fatto sul territorio di Selva di Cadore lo scorso anno, proprio in seguito al proliferare del bostrico dell'abete rosso. Il territorio di Selva è caratterizzato dall'avere boschi praticamente puri di abete rosso. È un territorio che è stato interessato in maniera relativamente lieve dal passaggio di Vaia, perché abbiamo avuto sì schianti talora concentrati, nella maggior parte dei casi diffusi, quindi sono rimasti sotto chioma, ma possiamo dire che grazie alla collaborazione, alla sinergia tra Comune e magnifica regola di Selva School, nei 2 anni seguenti, d'ottobre 2018, siamo riusciti a recuperare gran parte, quasi tutta la massa che era stata schiantata da Vaia. Il problema però non è riducibile solo agli schianti d'evento di Vaia, perché l'evento che ha favorito in maniera decisiva la proliferazione del bostrico sono stati invece gli schianti da neve, da sovraccarico nevoso, che hanno interessato la fascia altimetrica tra i 1650 circa e i 1800-1850 metri della sinistra del Fiorentina, quindi la parte diciamo della zona di Fertazza, sotto Fertazza. In quest'area noi abbiamo avuto rotture decimali, abbiamo avuto schianto delle piante sottomesse, abbiamo avuto stroncamento anche di piante di diametro notevole. Il problema degli schianti da neve è dato dal fatto che questi schianti sono distribuiti in maniera diffusa e molto spesso consistono in piante il cui recupero non dà la possibilità di ricavare assortimenti di valore, perché tante volte le piante si spaccano non a multipli di 4 metri, ma dopo 2 metri o a metà, e quindi questo incide un po' sul valore degli assorbimenti eritrei. Se andiamo avanti, ecco, io ho riassunto in breve quello che possono essere i dati che ci servono per inquadrare il fenomeno sul territorio di Selva.
una proprietà di 1474 ettari, provvigione di 393.000 metri cubi, una ripresa mediana, cioè quello che tagliamo ogni anno in media, 2.000 metri cubi. La superficie attaccata dal bostrico nell'anno 2021 è stata di 16 ettari complessivi, quindi poco, ai quali però mi tocca aggiungere anche i 21 ettari di superficie schiantata a causa della neve, sulla quale poi è rientrato il bostrico, quindi alla fine abbiamo 37 ettari, che ha comportato un prelievo forzoso di 5.000 metri cubi sui 16 ettari, tutto insieme 7.000 metri cubi. Se guardiamo le cifre, diciamo, beh, insomma, vabbè, tutto sommato ce la siamo cavata con poco, no? In realtà il discorso è abbastanza serio, perché il bostrico ha interessato tante zone, in quanto è distribuito in piccoli nuclei che tante volte non si riescono a vedere fino all'ultimo momento. Allora, sui fattori predisponenti abbiamo già detto tutto. Quali sono state le difficoltà nel 2021? La difficoltà principale che mi ha riguardato è stata quella di individuare le aree. E questo perché, come ha già detto gli altri colleghi prima di me, l'attacco del bostrico non si vedeva da fondovalle, finché non si vedevano proprio le piante secche, rosse, no? In realtà poi se si entrava nel bosco e si andava sotto le piante o si scuotevano i rami, piovevano aghi. Non c'erano fuori di entrata alla base, la corteccia era integra, e tutto questo a luglio. Quindi a luglio ancora non avevamo l'idea precisa di dove erano i nuclei e di quante stesi erano questi nuclei. Per perimetrarli tra luglio e agosto siamo dovuti entrare nel bosco e pianta per pianta capire se era attaccata o no. È chiaro che un lavoro così fatto da poche persone diventa impraticabile, no? In termini di lotta al bostrico, quindi a livello di riuscire a capire in tempo dove sono i nuclei. E quindi quello che abbiamo fatto noi a Selva non è stata lotta al bostrico, ma ci siamo limitati a portare via cadaveri, nel senso che abbiamo concentrato l'attenzione su quelle porzioni di bosco che avevano il maggior valore dal punto di vista economico, e abbiamo lasciato ai prossimi anni quelle del versante, diciamo, meno appetibile dal punto di vista economico, e dove peraltro i nuclei abbiamo verificato sono distribuiti in maniera ancora più diffusa, quindi ancora più rarefatta. La ridotta tempestività dell'intervento, quindi rispetto all'intento di riduzione della diffusione, è stata dovuta alla ritardata percezione e anche alla ritardata capacità di portare la ditta sul posto nel momento giusto, perché le ditte erano impegnatissime in altri lavori, in parte avevano ancora a che fare con Vaia, in parte con la bostrico da altre parti. Per il resto
il resto dei problemi, delle problematiche sono già state trattate dai colleghi. Io quello che volevo sottolineare era considerazioni sull'opportunità o meno di tagliare una cintura precauzionale intorno ai nuclei attaccati. Era un intervento che dal punto di vista della tradizione, della tecnica tradizionale, diciamo, veniva proposto fino a una decina di anni fa. Poi ci siamo resi conto che solo il principio di precauzione forse non è sufficiente a giustificare questo tipo di tecnica. Quindi noi il taglio della cintura intorno al nucleo infestato non la facciamo, se non altro perché comporta un sacrificio provvigionale e economico ulteriore che forse non giustifica l'applicazione di questa tecnica. Chiudo mostrandovi alcune foto. Ora mi rendo conto che voi non riuscite a vedere molto bene, però il bostrico tende a diffondersi dai margini e queste immagini molto spesso li provochiamo noi con le nostre tecniche di esbosco e di martellata. Io l'anno scorso penso di aver smesso di sentirmi come pare, in questo senso, no? Perché guardando la distribuzione degli attacchi io non sono riuscito a trovare una regola, come diceva prima anche. Quando la popolazione di questo insetto è a questi livelli succede di tutto. Un esempio, per quanto banale possa essere, vedete la linea di esbosco di ben 15 anni fa. Io mi aspettavo di vedere il bostrico ai lati della linea, invece è andato a prendere in cima, dove noi siamo arrivati qui con la linea, lui ha iniziato qui, cioè e ha preso il bosco fino al confine con il comune di Limitrofo. Qua si vede lo stesso male, ma qui invece ha preso i lati della linea, però è andato in profondità, cioè è entrato in tutto il bosco, addirittura raggiungendo altre linee. Qui in questa fotografia si vedono anche nuclei vecchi di bostrico che noi avevamo trattato negli anni precedenti, sempre senza asportare la cintura precauzionale, ma questi nuclei si sono espansi, quindi ogni anno ci siamo trovati a dover togliere 100-200 metri cubi intorno ai nuclei dell'anno precedente. Qui niente, la qualità è quella che è delle fotografie e delle immagini, quindi non si capisce niente. E neanche qui più che altro mi interessava farvi capire che da fondovalle non si riusciva a capire dove dovevamo andare a vedere. È vero ragazzi, a me confondeva un po' le idee da fondovalle. Niente, questo è stato quello che abbiamo fatto, ma ribadisco, di lotta noi non l'abbiamo fatta, non ci siamo riusciti. Quello che mi interessava invece chiedere, e dopo chiederò al professor Fraccoli, era che possibilità c'è di collegarsi, diciamo, a qualche iniziativa
di monitoraggio del bosco per poter usufruire delle trappole, poterle posizionare, in che periodo è meglio iniziare e ecco, se possiamo imparare qualcosa. Tutto qua, grazie. Grazie Daniele. Allora, sotto a Michele Raputo, direttore del Parco della Regola d'Alpezo, collega, le Regole d'Alpezo hanno una situazione privilegiata di organizzazione e anche quindi di capacità di reazione. L'Alpezo, abbiamo avuto occasione di ricordarlo da poco, 100 anni fa, dopo la Grande Guerra, è stata una delle prime grandi infestazioni di bostrico a causa dei danni diretti e indiretti della guerra, per cui in un paio d'anni si bruciarono piante bostricate e la memoria è rimasta fino a non tanto tempo fa. Prego la parola a Michele. Buonasera a tutti. Vi risparmio slides anche perché, approfittando di chi mi ha preceduto, la mia sarà più una puntualizzazione su certi particolari senza tornare su questioni già dette. Certo, devo subito premettere la proprietà delle Regole d'Alpezo è, credo, assieme ad Auronzo, la più grande proprietà forestale del Veneto, perché abbiamo oltre 10.000 ettari, seppure 3.500-4.000 sono boschi di protezione, non per questo meno importanti. Per il resto il bosco è di produzione, è gestito, per quasi la metà è compreso nel Parco Naturale delle Dolomiti d'Alpezo, ma per l'80% è compreso in aree ZSC, perché oltre al Parco d'Alpezo gran parte dei boschi produttivi sono nell'area Sorapisantellaro-Barbarole o nell'area Pelmo-Mondeval-Forlì. Quindi dal nostro punto di vista abbiamo anche questa attenzione, è stata una scelta della comunità regoliera di anni fa, è stata consapevole, non ci ha danneggiato, non ci sta danneggiando, però certamente quando noi abbiamo a che fare con disturbi boschivi, soprattutto in certe situazioni dobbiamo ricordare che le Dolomiti d'Alpezo per la Comunità Europea sono particolarmente responsabili per alcune specie, diciamo i tetraonidi, certamente il gallo cedrone ci siamo, ma per il picchio tridatilo e per la civetta nana, per cui le popolazioni delle Dolomiti d'Alpezo e quella che fu purtroppo Val Visdente erano le più importanti delle Alpi, quindi aspetti da non trascurare. Certamente c'è un equilibrio in tutto, ma entro certi limiti e in situazioni di non grave rischio, ricordiamoci quello che dicevamo fino a un paio di anni fa sulla presenza di legno morto in foresta. Non è una tragedia, certamente i colleghi della Fondazione Coleselli bene hanno fatto a dire che non lasciamo fare alla natura, punto e basta. Ci sono delle piccole situazioni che vanno valutate proprio dal punto di vista nostro professionale, in cui ovviamente noi dobbiamo assumerci la responsabilità di correre questo rischio, in cui si può lasciar fare. Sono poche, sono in alta quota, ma bisogna valutarle. E poi anche, ecco un altro aspetto che devo far presente, la situazione della foresta che mi trovo a gestire è anche quella di una frequentazione turistica abnorme, se vogliamo, molto canalizzata attraverso flussi escursionistici, eccetera, ma in cui l'aspetto paesaggistico e turistico è veramente grande e in cui l'aspetto paesaggistico non può e non deve voler dire solamente tutto bello, pulito e ordinato, deve voler dire che prima o poi questa gente deve capire che un bosco può essere bello anche se sia, diciamo così, caotico. Poi qui vorrei entrare un attimino in discussione con un paio di affermazioni che mi hanno preceduto, ma solo per animare un po' il dibattito. Dunque,
Vaia ha colpito in maniera abbastanza pesante le Dolomiti d'Ampezzo, ma la situazione, diciamo, storica della composizione e della struttura dei boschi ampezzani ha fatto sì che i danni siano stati molto diffusi, ma non salvo 2 o 3 nuclei grossi, il resto è stato molto sparso, grazie soprattutto alla diversità strutturale dei boschi e alla composizione, alla mescolanza, che è una questione ovviamente dell'orografia dei terreni ampezzani, ma è una questione anche storica e gestionale delle regole, perché gestire per parecchi secoli il bosco solo con la finalità dei fabbisogni della comunità e non per commercio o per, ad esempio, attività minerarie, dove intere valli sono state da sempre disboscate per far fuoco, ovviamente ha comportato assetti strutturali e compositivi molto vari. Larice dappertutto, pino silvestre in grandi quantità, poi per una questione, diciamo, biogeografica, larici cembreti, quindi pino cembro al di sopra di una certa quantità, viceversa sul versante sud-est una buona quantità, diciamo, di faggio, e quindi boschi costituiti anche da 5 o 6 specie che di per sé subiscono danni, ma sono sempre e comunque localizzati. Questo da un certo punto di vista è ovviamente interessante, dall'altro punto di vista ci obbliga ancora di più a lavorare per piccoli gruppi e per piede d'albero e non per grandi dimensioni. Questa è comunque una tradizione, la selvicoltura anche quando era, diciamo, praticata solo ed esclusivamente per fini commerciali, non aveva mai tagliate di grossa superficie. Questo certamente ha aiutato. Veniamo al bostrico. Anche da noi ovviamente le aree colpite da vaia hanno in qualche maniera favorito le pullulazioni, ma non dobbiamo negarci che il bostrico era presente anche prima. E soprattutto qui, ecco, in questo caso sì, ripetita iunt, mi allaccio a quanto hanno detto già i miei colleghi in precedenza, ogni apertura che è stata effettuata in precedenza è stata fonte di infestazione, volenti o nolenti, piste da sci, l'elettrodotto della Terna che sia anche stato interrato ha comportato un varco, insomma, diciamo almeno di una quindicina di metri di larghezza, acquedotti. Qualunque varco è fonte di infestazione. Questo dobbiamo rendercene conto e questo per me negli anni a venire sarà la regola. Mi rendo conto che lavorare per piccoli gruppi e per piede d'albero sarà oneroso, ma finché questa carica di infestazione non sarà esaurita per 4 o 5 anni, io cercherò di fare così, perché non è una lotta, ma insomma è un modo di adeguarsi, insomma, ecco, se possiamo farlo. E a questo proposito, ecco, avrei qualcosa da dire. Mi rendo conto che è molto facile lavorare su una grande proprietà unica, dove non devi andare in cerca dei singoli proprietari come il collega Luca Canzan che mi ha preceduto, ma costruire per forza strade solo per andare a recuperare una certa quantità di metri cubi è un punto di domanda. Primo, per i varchi di cui abbiamo appena parlato. Secondo, perché poi le strade vanno mantenute. Noi forse dal nostro punto di vista ragioniamo come proprietari, siamo presenti sul territorio e diamo per scontato che se si fa un'infrastruttura poi rimane il nostro carico. Magari se sono fondi del comune, roba del comune, roba del NEU, non è così, però andrebbe tenuto in considerazione. Quindi come approccio generale, diciamo, a qualunque recupero forestale da disturbo, diciamo, parliamo di bostrico, ma può essere vaia, può essere neve, anche nel nostro caso la neve è stata importante, forse più di altri fattori, però non dobbiamo, per far bella figura, dire e dare per scontato che viene recuperato tutto. Siamo onesti, diciamo subito, se riusciremo ad arrivare ai 3/4, al 70% è tanto, perché il resto o non è raggiungibile o ha dei costi insostenibili o comunque crea degli impatti che non sono
oggettivamente giustificabili, insomma. Quindi anche dal punto di vista della proprietà, quando riesci ad avere un piccolo margine, comunque ad uscirne a patta, diciamo, anche escludendo l'intervento di finanziamenti pubblici, è sufficiente. Quello che è sotto, ragazzi, o è veramente a rischio e può creare problemi anche di sicurezza dei versanti, eccetera, oppure bisogna avere l'onestà intellettuale di dire loro siamo lì, non lo programmiamo neanche, perché è meglio concentrare le poche risorse, soprattutto umane, di imprese, dove veramente è verosimile poter fare qualcosa di sensato e anche commerciabile, insomma, ecco. E per ragionare così bisogna anche aver chiare le finalità che noi attribuiamo alla nostra proprietà forestale. Se fossimo un singolo privato che vuol solo recuperare, diciamo, il denaro dal commercio del legname, bene, ma certo io come Regola Levantezo sono nel patrimonio Dolomiti UNESCO, sono un parco regionale, ma ho delle responsabilità dal punto di vista paesaggistico, naturalistico, che talvolta prevalgono forse sull'interesse commerciale. E quindi, insomma, tra finalità, chiamiamole turistico-paesaggistiche e naturalistiche, insomma, qualche volta l'analisi costi-benefici mi porta anche a ragionare sul lasciare qualcosa. E vengo all'ultimo punto. È chiaro che nemmeno noi abbiamo fatto la lotta al bostrico. È già tanto che, avendo ancora, diciamo, il lusso di avere guardie forestali preparate, abbiamo fatto un monitoraggio per piede d'albero e siamo arrivati a Ferragosto ad avere un quadro abbastanza chiaro, quantunque molto evolutivo, perché già ad ottobre le cose stavano andando avanti. E sulla base di questo pianificare subito, immediatamente, con le ditte boschive, i primi interventi. Si va ovviamente per priorità dove il legname è recuperabile, diciamo in un range di 100 metri dalle strade forestali, dove è interessante anche dal punto di vista commerciale, perché certamente per un anno è ancora buono, salvo tutte le situazioni di schianto, di stroncamento in alto da vento, dove ormai l'azzurramento è partito e non c'è niente da fare. Però ci sono situazioni, non sono molte nella nostra regione, ma in particolare da noi, di peccette subalpine, a confine direi quasi con gli Larici Cembreti, comunque sulla quota di 1800, anche più su, dove comunque il bostrico più di una generazione all'anno non fa, perché non arriva alla seconda, dove i battisti e gli entomologi ci insegnano, c'è questo punto di partenza, di infestazione, centrifuga, che comunque arriva a un certo punto e si ferma, salvo che non siano situazioni appunto varchi enormi già aperti da valle. In quei casi lì io mi sono assunto la responsabilità di lasciar stare. Mi era già successo nel 2003, quando i servizi forestali di allora, un certo Poletti se non ricordo, era interventista in maniera direi molto forte e noi abbiamo detto guarda grazie, tieniti pure l'esbosco con l'elicottero, ma rischiamo. Abbiamo avuto queste 30-40 macchie di pino silvestre, era Ips acuminatus al tempo, sparse qua e là. Adesso si vede qualche macchiolina di piante secche, di sicuro il picchiotridatido e la civetta non ne hanno risentito, e questo è quello che è successo, insomma. Certamente si poteva fare anche con una certa consapevolezza della situazione, al di sopra di una certa quota, con la garanzia di un certo innevamento. Poniamo anche quest'inverno, non ci sarà stato un metro di neve, ma insomma siamo ancora con un bel ghiaccio a terra, siamo ancora sicuri che per un mese e mezzo non partirà l'attività, eccetera. In quelle condizioni, secondo me, si può ancora tentare, o comunque sono meno prioritarie di altre. Ecco, lì possiamo permetterci il lusso, se vogliamo, di fare anche natura oltre che commercio. Mi rendo conto che è un lusso, ma mi pareva giusto, anche visto il ruolo che ho, raccontarvi questo aspetto. Ecco, ultima questione. Le regole hanno avuto un certo coraggio, hanno anche rischiato quando, appena dopo Vaia,
si sono presentate ditte boschive grosse, attrezzate, austriache, che noi abbiamo in qualche maniera rifiutato. Abbiamo valutato che il legname di allora era sradicato e non stroncato, quindi avrebbe potuto durare un paio d'anni in terra, anche lì ovviamente col criterio della quota. Siamo partiti dal basso, arriveremo quest'ultimo anno a recuperare i larici cembreti e vediamo che il cembro e il larice sono ancora perfetti. Quindi, e comunque in sostanza abbiamo ottenuto queste nostre 3-4 ditte boschive, ovviamente gli abbiamo garantito il lavoro, ma loro ci garantiscono la presenza e questo è importante perché in qualunque momento io ho una ditta al Passo Falzara e gli dico guarda, ho una macchia di bostrico da 100 piante giù a 1200 metri, per favore, smonta tutto e va giù in una settimana al lavoro. Devo dire grazie ai ragazzi dei servizi dell'ufficio forestale di Belluno perché in effetti sulle dichiarazioni di disbosco forzoso non abbiamo trovato nessun ostacolo, quindi devo dire che l'aiuto della burocrazia c'è stato, perché i ragazzi capiscono, insomma lavorano sul territorio come noi, quindi ecco, correva anche l'obbligo insomma di far presente che non sempre ci sono ostacoli di questo tipo. L'ultima questione appunto, professor Facoli, boschi invecchiati come fattore predisponente. Io non so, forse magari dobbiamo chiarirci sulla terminologia, però... Come boschi a rischio. Però io vedo che se sono misti e strutturati, tutto sommato non hanno corso nessun rischio in più, perché vedo che io forse sbaglio a considerare boschi giovani tutti i boschi di guerra che da Livina Longo, Col di Lana, Cortina, eccetera, hanno 100 anni, ma che sono delle peccette pure cresciute su tagliaraso della Grande Guerra. Quelli per me sono boschi ancora relativamente giovani, perché a 1800 metri magari un bosco di 100 anni non è ancora vecchio, però quelli li vedo molto più vulnerabili, anzi si è visto tutti i boschi di guerra, da Asiago in su fino a Fomelico, molto più vulnerabili dei boschi misti e pluristratificati, quindi farei più una valutazione di questo genere più che di invecchiamento. Mi riferivo chiaramente alla fascia montana e peccette pure. Ok, perfetto, allora siamo... Bene, scusate se sono andato a spot, ma forse stavolta andava meglio così. Grazie Michele. Dato un quadro sia tecnico, scientifico che anche di fascino forestale come quelli che sono rimasti qua che riescono a apprezzare. Quanti sono ancora in video? 70? 69. 68 adesso, dopo che l'hai chiesto uno se n'è andato. Ecco, comunque Michele tu confermi per avere anche una quantificazione che stai seguendo una novantina di focolai. Esatto, una novantina, perché magari 93 piccoli focolai sono quelli che probabilmente io chiamo contrasto dinamico, che è un tipo di approccio che non può andare dappertutto, ma dove può essere fatto, va incentivato, anche perché per il momento non ha costi sull'ente, perché l'ente si paga da solo. Ecco, adesso la parola a Costantino Pinazza, che è saresti rappresentante della gioventù, una vaga gioventù dei forestali e del calore.
Sì. Ok, vediamo se si vede a casa. Spuntiamo che si vede. Allora, buonasera intanto. Io non dirò niente di più di quello che è stato già detto sostanzialmente. Riporto semplicemente un'esperienza che ho avuto, alcune delle esperienze che ho avuto durante l'estate, peraltro in centro Cadore, in sostanza, soprattutto nell'alto piano di Razzo. Siamo in comune di Vivo di Cadore, le proprietà sono della Regola di Vivo e del comune di Lorenzago. L'ambiente prevalente è quello dei boschi di piccia quasi puri, le tipologie prevalenti sono le vegetazioni montane subalpine e la quota generalmente tra 1.400 e 1.700 metri di quota. Sinceramente non mi sarei mai aspettato di avere problemi di bosco così grandi a queste quote, ma avrei dato per scontato di trovare una situazione del genere nel piano montano o submontano. Le situazioni critiche che ho riscontrato sono state soprattutto al margine di grandi buche baia, oppure in zone con schianti diffusi non ancora recuperati e anche a seguito dei forti stroncamenti e danni da neve dell'inverno 2021 che in questo territorio forse sono stati equivalenti se non quasi superiori come quantità di metri cubi a terra. Le problematiche principali che mi sono trovato ad affrontare sono state innanzitutto l'individuazione e il monitoraggio. Di fatto alcune situazioni erano evidenti, magari appunto al margine di buche da schianti oppure appunto su alcune buche dove stavamo già lavorando per l'esbosco. A questo e invece altre situazioni, come ha accennato prima il collega Daniele, finché non si arriva davanti alla pianta era praticamente impossibile accorgersi che era in corso, si stava sviluppando un nuovo focolaio. Individuati questi focolai, innanzitutto è stato difficile anche intervenire con tempestività. Di fatto, dove stavano già lavorando si è riusciti ad allargarsi, e per altre situazioni è stato molto problematico. Di fatto è un'emergenza nell'emergenza. Noi in zona stavamo ancora intervenendo su baia e in parte sugli schianti dell'inverno, quindi con difficoltà anche di reperire le ditte, che è una problematica che abbiamo avuto un po' tutti in questi anni, e di gestire e mantenerci quelle che avevamo già imposto. Tra altre cose, appunto, l'emergenza mi ha detto le ditte, la logistica degli interventi, perché di fatto ci sono situazioni semplici da gestire e altre situazioni molto complicate per la mancanza di abilità, per la pendenza dei versanti e di fatto anche per il mercato, perché come vediamo in questi anni il mercato del legno è effettivamente schizofrenico. Passiamo da crolli totali in cui quasi neanche nelle situazioni più comode il macchiatico è positivo, a anni dopo in cui si ritorna a valori quasi normali, contando che poi, come si è visto in quest'anno, il prezzo dei segati è aumentato del 100% o del 200% su alcuni
su alcuni tipi di assorbimenti, mentre il tondo rimane sempre a livelli piuttosto bassi. No, per un attimo sì. Diciamo che abbiamo cercato di intervenire in base all'esperienza, in base al buon senso, sicuramente anche facendo qualche errore, anche alla luce di quanto è venuto fuori dalla giornata odierna. Io sostanzialmente ho incontrato due situazioni principali in cui ho agito in modo diverso. Le situazioni più difficoltose, dove, come si vede in questa foto, quella era una grossa buca di schianti che è stata sboscata quasi completamente durante l'autunno e durante l'estate. Purtroppo non si vede bene dalla foto, ma se si guarda la parte apicale è completamente rossa. In questi casi io ho cercato di intervenire un po' più pesantemente, cercando appunto di allargare magari un po' il margine precauzionalmente. La linea di sbosco era circa di 800 metri lineari, quindi difficilmente avrei potuto ritornare su quel versante una volta smontato l'impianto. Mentre altre situazioni più, tra virgolette, semplici dal punto di vista più che altro logistico, però, in cui sono stato molto più diciamo cautelativo, proprio perché anche magari con quantitativi inferiori avrei potuto intervenire. In questo caso non so se si vede bene dalle foto, ma è una di quelle situazioni di cui abbiamo parlato molto, che fino a quando non si entra proprio nel bosco non ci si rende conto dell'importanza e dell'entità dell'intestazione. Quindi io rimango con numerosi dubbi, anche se la giornata odierna qualcosa ha sortito. Intanto ho un grosso dubbio sui margini. Devo intervenire, devo rilasciarlo per non spostarlo ulteriormente e per non creare ulteriori danni e impoverire ulteriormente sia il bosco residuo, sia soprattutto nel caso di buche, come abbiamo visto, anche creare dei problemi idrogeologici per i versanti. E anche sul discorso dei soggetti seccaginosi, cioè non seccaginosi, ormai secchi. È importante toglierli, è meglio lasciarli per creare quel po' di ombra, per creare quel micro habitat di salvaguardia del resto delle piante. Diciamo, non è facile intervenire in queste situazioni, come ho detto, si è cercato di fare meglio che si poteva, guardando un po' il buon senso e un po' le conoscenze acquisite, però di fatto non è mai facile intervenire. Per certi aspetti un problema grosso è anche il fatto che la sincronizzazione dell'utilizzazione è impossibile. Io oggi mi accorgo che ho un focolaio, ora faccio il rilievo delle piante, chiedo lo sbosco forzoso, oppure faccio un progetto di taglio a seconda se ho bisogno anche di manutentare un tratto di pista, però poi devo vedere quando la ditta viene a intervenirmi e quindi possono essere passati mesi, ma per colpa di nessuno, perché proprio è il sistema che mi porta. Quindi a un certo punto può essere che l'idea di intervento che ho avuto all'inizio sia completamente da cambiare nel momento in cui la ditta è disponibile per fare un intervento. Volevo concludere con alcune difficoltà, con alcune difficoltà e criticità per come intervenire nel futuro, non solo per quella che è stata, cioè, non solo per quanto riguarda gli enti che posso descrivere io, ma proprio in generale. Appunto, ci sono delle difficoltà oggettive, non dico niente di nuovo perché bene o male sono le stesse da 20 anni, forse anche di più, anzi per certi aspetti forse con varia qualcosa è anche migliorato nella strutturazione del nostro settore. Però diciamo il monitoraggio è difficile per gli enti perché comunque costa, e per quanto mi riguarda
come abbiamo visto, è fondamentale farlo nel bosco. Servono tantissimo il discorso delle trappole, di quant'altro, però ogni proprietà deve avere qualcuno che si mette gli scarponi, gira, guarda, vede se ci sono infestazioni, vede se ci sono problematiche oppure se non ci sono. E al giorno d'oggi non è così semplice, anche perché il personale manca e anche costa. Poi per quanto riguarda la situazione, per dire, del centro Cadore, in cui abbiamo grandi proprietà regoliere a fianco a proprietà in cui le regole non sono ricostituite e sono i comuni che gestiscono, oppure le proprietà private, c'è una grossa differenza anche di intervento. Di fatto le regole sostanzialmente hanno interesse ad agire perché hanno un introito dal bosco e comunque anche una cultura forestale. I comuni ormai sono alla canna del gas, non hanno personale, anche se qualcuno gli dà delle indicazioni, difficilmente riescono a seguirle, anche per le problematiche proprio tipiche dell'ente pubblico. Quindi abbiamo i privati ancora peggio, quindi abbiamo situazioni che possono essere ben gestite, tra virgolette, perché parliamo solo di gestione, non di lotta, e situazioni a fianco in cui non si riesce a fare niente. Dico solo un'ultima cosa sul discorso degli aiuti e mi collego a quanto detto dal dottor Canzan prima. Secondo me, se devono esserci degli aiuti per combattere la popolazione del bostrico, non devono essere troppo legati al prezzo di macchiatico come è successo per la misura 841 del PSR. Più che altro perché appunto il prezzo di macchiatico è momentaneo e, come abbiamo visto, oltre al discorso di essere legato fortemente all'andamento dei prezzi che ormai sono fatti dall'Austria sostanzialmente, ma anche è molto variabile. Per pochi mesi la pianta è perfettamente vendibile come una pianta sana, ma nel giro di poco inizia a bullettarsi, ad avere attacchi di altri vinicoli e quindi si apprezza notevolmente. Quindi contando che la tempestività di azione non è sempre così facile, anzi è molto difficile, deve essere tenuto conto anche questo se vogliamo effettivamente stanziare dei fondi per agire. Grazie, io sostanzialmente ho detto. E comunque, sempre parlando con il professor Faccoli, che è stato il mio correlatore di tesi, tra l'altro, se c'è la possibilità di una collaborazione anche appunto per le trappole così, saremmo molto interessati come regola di vivo sicuramente. Grazie. Grazie per continuo. Sapete che l'841 imponeva, diciamo, tra le condizioni che ci fosse un maschiatico positivo, quindi non era cosa fatta sul pratico, però la prossima volta si può anche rimediare. Allora, dopo la banda gioventù, ci avveniamo anche presto alla conclusione, una forte anzianità forestale, ma siccome la foresta è fonte di gioventù, voglio dare la parola Angelo Funes Nova, che è anche il nostro collega come dottore forestale honoris causa. Poi se si fa vedere ancora Martini Barbolai un attimo, che lui deve poi per sintetizzare tutta la conclusione chiamerei la dottoressa Berto, cercando di stare circa di più. Grazie. Io ho seguito con grande attenzione tutto quello che è stato detto, ma ho notato in particolare che il professor Faccoli abbina sempre bostrico e tipografo. Forse voi non l'avete notato, ma io so perché. Perché il bostrico non è quello là, il bostrico è un altro animale. E siccome da secoli viene chiamato bostrico il tipografo,
Il Ciccone, un secolo fa circa, che ha fatto un'opera straordinaria di entomologia forestale, ha dribblato tutta la faccenda chiamandolo bostico tipologo. Ecco perché il professor Facoli ha sempre abbinato i due nomi. Ecco, una cosa invece che bisogna tenere conto, è vero che il tipografo è un corticicolo che non attacca il legno, cioè non è un lignicolo e tanto meno un lignivoro, però delle piante attaccate dal tipografo si possono inserire altri insetti, in particolare il pericolosissimo Rhopsidoteros lineatus, che è un micetofago, quindi quello perfora il legno, coltiva i funghi e si nutre della zuppa che ha potuto coltivare, e quello lascia la galleria nera, quindi il legname veramente viene depauperato. Poi c'è il discorso della rosatura, quello che in termini volgari chiamiamo rosatura, che è un attacco dei radiovicenti, in particolare della carie bruna. Può essere anche degli asconiceti, cioè il fungo anche dell'azzurramento. Ecco quindi l'obbligo di portare fuori il più presto possibile il legname dal bosco, non è che si possa lasciare là, tanto il tipografo non è un lignivoro, più si lascia là e più c'è il pericolo di attacco, in particolare dello Rhopsidoteros lineatus e della carie bruna. Ho sentito parlare dall'ispettore di Tormezzo di dissuasori. Ecco, io non ho capito cosa siano questi dissuasori, ma mi basterebbe sapere che non devono danneggiare l'ambiente. Ho sentito parlare invece di lotta biologica, molto bene la lotta biologica, anche se è però molto difficile da portare in atto, perché prima di allevare quei 4 insetti e produrli in una quantità tale che possano veramente aggredire il tipografo ci vuole tanto tempo. Ho sentito parlare del Bacillus thuringiensis, molto bene, ma anche quello non solo è difficile da produrre in quantità grandi, ma poi è difficile farlo pervenire alle larve o agli insetti adulti del tipografo. A me basta, e qua è una cosa che mi fa molto piacere che in questa riunione non ho mai sentito parlare di veleni. Speriamo che nessuno abbia in mente di mettere i veleni, perché i veleni, a parte la difficoltà di farli pervenire, perché non dimentichiamo che è sempre dentro la corteccia il tipografo. I veleni fanno uccidere tutte le farfalle, le api, le vespe, le formiche, uccidono tutti. Poi danneggiano tutta la flora minore, fragole, ventilli, lamponi, funghi e via dicendo. E poi delle volte possono danneggiare anche le falde acquifere. Quindi ho sentito parlare di tante cose e per fortuna non ho sentito parlare di veleni. Ancora una piccola particolarità, poi ho finito. Ho sentito parlare che i politici dicono di piantare in discende le piante di larice e di faggio. Io lascerei che la scelta delle specie legnose sia fatta dai forestali, non dai politici. Perché? Insomma, dai, come si fa a portare il larice e soprattutto il faggio in disdende? E poi bisogna sapere che quelle caratteristiche di quel legno prezioso, specialmente del peccio che c'è in Val Disdende, sono frutto di milioni di anni di selezione naturale e che hanno portato a una caratteristica straordinaria adattata a quel tipo, a quella temperatura, a quella umidità. Quindi lasciamo che i forestali decidano loro che specie legnose mettere e soprattutto dove prendere, perché non possono anche se mettono abete rosso prenderlo da una parte e portarlo là. Non è possibile come prendere dei africani e farli fare i boscaioli. Non è possibile, pur che siano bravi lavoratori, ma non sono adatti a quel tipo di... Ho espresso il mio pensiero da appassionato nonostante gli 87 anni.
letto il tuo bellissimo libro, no, che se lo procuri e se lo memorizzi Dunque, allora qui non vedo più Graziano Martini Basolei, no? Allora chiamerei un piccolo inciso sui veleni. A me è capitato in zone dell'est europeo, no? Non dico esattamente il nome anche perché era un papo, di domandare come mai c'è posto dappertutto, ma non in quell'area che era stata finanziata Scusate un attimo. Scusate, siete in camera e anche in microfono. Devo dirvi che siete in camera e anche in microfono perché il microfono è molto bello, sembra l'incontro tra Garibaldi e Vittorio Emanuele. Quindi ne parleremo un'altra volta. Ci sono delle zone dove si applica con aria non curante, diciamo, anche i veleni, non per fortuna dalle nostre parti. Chiedo alla dottoressa Paola Alberto, che è stata parte importante anche nella preparazione di questo incontro, sia di iniziare il dibattito o di tirare delle conclusioni, visto che dovremo, diciamo, fare presto, tagliare la corda, salvo qualche risposta che può dare il professor Fappoli. Se la consigliera vuole salutare la fine. Sì? Scusa, due parole da parte vostra sulla pianificazione, cioè sull'elasticità che ci vorrà, eccetera. Non so se... Ah sì, buonasera a tutti, grazie per la parola, grazie. Ritengo che l'incontro sia stato estremamente interessante, mi auguro anche che possa portare a qualcosa di concreto, no? Perché questo era lo scopo. E devo dire che secondo me sono emerse con chiarezza alcune cose che anche gli interventi dei soggetti esterni e dei nostri cari soci dell'ordine è emerso con chiarezza, insomma. Ci sono degli aspetti di coordinamento che devono essere assolutamente presi in considerazione, cioè tutti sono un po' in ordine sparso e c'è un po' il momento del si salve chi può adesso, no? Quindi ognuno fa un po' come crede, ma credo che sarebbe invece importante che ci fosse veramente un'azione di coordinamento, perché quello che secondo me anche dall'intervento di Michele è emerso è proprio la necessità di una pianificazione, ma per pianificare, per dare un ordine di priorità a livello quantomeno regionale a quello che si deve fare, è necessario avere ben chiare anche questi aspetti tecnici che sono emersi con molta chiarezza. Il problema dei margini, il problema della difficoltà del bosco, il problema delle ditte boschive, cioè la questione è estremamente complicata e solo creando dei livelli di pianificazione e delle priorità forse possiamo essere in grado di affrontare il problema, di lasciare anche fare la natura. Sono d'accordo assolutamente con te, Michele, non è che volevamo dire non si deve lasciare fare la natura, è chiaro che in alcune situazioni saremo obbligati a lasciare fare la natura, perché non è che possiamo intervenire, forse anche dovremmo lasciare fare la natura dove ormai la situazione è scappata, perché ci sono estesissimi versanti dove non ha più neanche senso intervenire, dove non si potrà intervenire per le difficoltà appunto anche logistiche, però proprio per questo secondo me anche con il supporto importante dei monitoraggi e di questa azione che la Regione ha in mente di fare anche con l'uso di satelliti eccetera, aiutare e mettere a disposizione questi dati, e anche secondo me un'azione che la Regione sarebbe bene facesse è anche quella di aiutare i professionisti, i custodi forestali nella formazione, perché anche oggi sono emersi molti dubbi, margini, cosa si fa, è bene lasciare stare, cioè cerchiamo mettendoci gli scatoni però di vedere e di capire effettivamente quello che si deve fare. Quindi secondo me la pianificazione, su questo il dottor Andre ha anche delle idee, come potete immaginare, avendo fatto il pianificatore per tutta la sua vita professionale. La condivisione dei dati di monitoraggio è molto importante, la messa a disposizione,
e la formazione dei tecnici. Grazie. Ecco, allora, se non c'è qualche intervento, se no chiederei al professor Sacco di aver venuto e poi lasciamo nello splendore della finale. Grazie Orazio. Ma innanzitutto devo ringraziare tutti per gli interventi veramente interessanti e utili di aggiornamento, anche di proprio descrizione della realtà vissuta con gli scarponi, insomma, vissuta in bosco. Ci sono tantissime cose di cui varrebbe la pena parlare, però ho avuto due input principali diretti da Daniele e da Costantino, di più, circa un supporto, un aiuto per quanto riguarda il monitoraggio. E per quanto riguarda questi aspetti c'è il piano regionale della Regione Veneto che è appena stato finanziato, che è iniziato a gennaio di quest'anno, è un progetto triennale che include anche una parte specifica sul monitoraggio, di cui si sta occupando direttamente Veneto Agricoltura, proprio in queste ultime settimane si sono adoperati per l'acquisto delle trappole e dei feromoni, e per cui ci sarà un programma specifico che interesserà tutte le aree maggiormente a rischio di infestazioni tossico-tossiche, per cui c'è già un progetto finalizzato in questa direzione. Per quanto riguarda invece gli interventi specifici su cosa fare o non fare, ancora di nuovo la Regione Veneto a dicembre dell'anno scorso ha pubblicato le linee guida per la gestione delle infestazioni da boschico, in cui si descrive in modo molto chiaro, preciso e puntuale cosa conviene o non conviene fare, anche proprio dal punto di vista pratico. Si parlava prima ad esempio è meglio rilasciare o non rilasciare i margini, e questi aspetti sono descritti in modo molto chiaro. La cosa che mi ha fatto piacere sentire oggi, stasera, è la parola buon senso. Gli interventi che devono essere fatti certamente in un'ottica di buon senso, che significa una visione almeno di medio periodo, meglio se di medio-lungo periodo. Chiediamoci sempre perché facciamo una cosa, perché dobbiamo andare a portare fuori dal bosco quel nucleo di infestazione, perché dobbiamo fare una strada per arrivare a quel nucleo di infestazione, e dopo cosa facciamo? Cioè, chiediamoci sempre il significato successivo, relativo di quello che decidiamo di fare, e soprattutto nell'ottica di quello che dicevo anche prima, che probabilmente in futuro non ci riserverà delle situazioni migliori, anzi peggioreranno, soprattutto per quanto riguarda le informazioni pure di abete rosso della fascia montana o submontana. Per cui abbiamo visto che per tutta una serie di ragioni burocratiche, orografiche, economiche, la lotta al bosco è estremamente difficile e dà risultati molto incerti. Quello che noi possiamo fare o cercare di fare quindi è per il futuro prevenire il più possibile le infestazioni. Perché una volta che il bosco parte poi siamo sempre a inseguirlo e non riusciamo più a fermarlo. Quindi preveniamo le infestazioni per quanto possibile, e questo significa cercare di mantenere i nostri boschi nelle migliori condizioni vegetative possibili, andando progressivamente dove conviene farlo, dove è possibile farlo, a sostituirli con boschi che siano più stabili, che non abbiano continuamente bisogno di un input da parte del forestale, che siano in qualche modo autonomi, soprattutto per quelle realtà forestali, che sono molte, dove la produzione di legno di per sé non è la finalità principale del bosco. Ci sono sicuramente molte altre realtà dove è giusto che sia così, che siano mantenute ancora le funzioni produttive, economiche, però lì la situazione è diversa. Negli altri contesti penso che valga sempre la pena chiederci appunto cosa ci aspettiamo domani da questi boschi, da queste foreste. E quindi è una scelta, se volete, anche di tipo politico, gestionale, che però ci può permettere di in qualche modo proteggerci per situazioni future drammatiche che si potranno manifestare. Oggi 4 anni fa è successo Vaia, ma poteva essere qualsiasi altra cosa, poteva essere
una siccità, non sappiamo domani che cosa potrebbe succedere ai nostri boschi, sappiamo però che i nostri boschi sono fragili, sono delicati e basta poco perché crollino, non solo dal punto di vista fisico-meccanico, ma che crollino dal punto di vista ecologico, e quindi dobbiamo rendere queste formazioni il più autosufficienti possibili, proprio per evitare il più possibile situazioni che domani possono essere veramente poi irrecuperabili, non più gestibili. Perché conviene investire poco oggi per evitare grandi danni domani, piuttosto che trovarci in situazioni veramente non più sostenibili. Una cosa che spesso dico ai miei studenti e che è un po' forte, devo dire che è un po' forte, per cui me ne scuso, ma dico questo: in molti contesti ciò che noi non tagliamo noi oggi se lo mangia il bosco domani. È una affermazione che mi rendo conto è forte, ma ci sono delle realtà di pecete che non hanno futuro e dobbiamo renderci conto, dobbiamo avere il coraggio di gestire queste formazioni verso una loro progressiva sostituzione, una loro progressiva diversificazione, perché se non lo facciamo noi gradualmente e portandoli nella direzione che vogliamo noi, arriverà qualcun altro, qualche insetto che può essere il bosco, può essere qualcun altro, che lo farà per noi, ma lo farà tutto insieme, rendendo assolutamente ingestibili poi delle criticità come quelle che purtroppo stanno verificando, come abbiamo mostrato, non solo sulle Alpi meridionali, ma anche nel resto d'Europa. Per cui chiediamoci sempre cosa vogliamo domani nei nostri boschi. Sulla base di questo decidiamo se e come intervenire. Grazie. Grazie professore. È stata ancora un'ultima parola, che è questa prassi, no? La prassi è il mestiere dei dottori forestali che devono passare dalla teoria alla realizzazione concreta. Cosa tutt'altro che facile, anzi, come diceva San Francesco de Sales su un precetto moraldis, applicazione chiara, semplicissima, esecuzione molto difficile. Anche le linee guida che vediamo magari sempre tra quelle che le ha ideate, e però applicare non è facile, perché ci sono tante variabili, come un manuale di box. Se tu uno parte di destra, tu l'altro di sinistra, proviamo anche a applicare questo, è più difficile, però dice adesso fateci vedere come si fa una martellata sul bostrico, come la si contempera con le risorse a disposizione, con le gru a cavo e tutte. È una cosa difficilissima, per cui dobbiamo mobilitare chi questa idea della responsabilità, che le decisioni si devono prendere come assunzione di responsabilità, e questo chiunque farebbe a meno in queste circostanze, però è il nostro dovere di farlo, è il nostro onore. Adesso abbiamo il piacere di avere un saluto e siamo contenti dal primo giorno di Arimont che l'abbiamo vista partecipe, qualcuno che sente i nostri problemi e sa che quello di cui parliamo è quello che abbiamo in mente, in questo caso il Borchio, non altre robe e tanto meno delle sottigliezze politiche. Grazie, abbiamo seguito anch'io con molto interesse, devo dire, questo convegno e tutti gli interventi, e posso dire mi ha dato anche una certa consolazione nel mio approccio proprio nei confronti del bosco. Abbiamo sentito tirare in causa molto spesso la politica, e devo dire che la politica ha dimostrato un'incapacità e una non preparazione non solo nei confronti del bosco, ma nei confronti di tanti aspetti della montagna, e di conseguenza anche una serie di danni. Una politica che è fatta con il sentiment, no? Dove si pensa che dove è caduto l'albero bisogna piantare per forza quello che piace a noi, senza conoscere le essenze, senza conoscere come vive il bosco, senza conoscere il sottobosco, senza conoscere le persone che abitano in montagna. E questo, ahimè, ha portato danni, ma non li ha portati negli ultimi mesi o negli ultimi anni, li ha portati negli ultimi decenni. E credo che uno dei più grandi danni che è stato fatto dalla politica romana, in questo caso, sia, a parte l'unificazione dei carabinieri forestali con i carabinieri normali, ma anche il fatto che abbiano fatto i tagli ai comuni. Io mi ricordo quando ho iniziato il mio primo lavoro in comune, commissione edilizia, avevamo ancora
il nostro responsabile dei boschi, c'era la Guardia Forestale. Una figura che per me era indispensabile, cioè era l'uomo che nel momento in cui si creava il problema bostrico e c'era da fare la martellata, c'era da fare qualsiasi tipo di intervento, sapeva come agire, perché era 40 anni che faceva questo mestiere. Chiaro che io da sindaco non ho questa capacità, per quanto posso essere appassionata, non ho questa capacità, quindi ci siamo chiaramente rivolti a degli esperti e quindi ringrazio Daniele Belli perché abbiamo collaborato veramente molto bene anche nel post Valle. Però è stata una mancanza della politica, non capire che la montagna aveva bisogno di queste figure, ha bisogno di chi conosce in profondità la sua realtà, non siamo tutti quanti cittadini. Ecco, quindi lì devo dire una mea culpa, io ero sindaco prima, però ovviamente adesso mi sento anche di dover parlare come regione, chiaramente. Per quanto riguarda la regione, concordo sul fatto che debbano essere i forestali a scegliere le essenze da piantare. Sento questi grandi dibattiti che ci sono in Consiglio regionale, anche con i miei colleghi, e che assolutamente non conoscono il problema bostrico, questo qua è chiarissimo, anzi magari inviterò qualche presidente di commissione a fare un'audizione in maniera che venga spiegata la cosa. Sentono le cose più assurde, si sente parlare di tagli a tappeto, pensano di tagliare interi versanti perché così si distrugge il bostrico, non conoscono le piante che possono essere attaccate dal bostrico e quelle che invece ne sono salve. È una totale mancanza di conoscenza, quindi in questo magari potremmo farci anche con i politici, così siete più liberi anche voi di agire. E bene il discorso della linea guida, questo mi fa piacere che ci sia per noi un'idea, e l'ho detto anche l'altra volta al convegno, cercheremo di fare uno sforzo affinché ci siano dei corsi anche di approfondimento sia per i giovani che vogliono entrare nel mondo della gestione forestale. Abbiamo visto quanto ci sia bisogno di personale e di nuove ditte forestali, anche di consorzi forestali, al fine di riunire tutta questa parcellizzazione che abbiamo dei fondi, ma anche eventualmente di corsi specifici per i dottori forestali che vogliono scendere nel particolare. L'ultima considerazione che mi sento di fare è emerso da parte di tutti che dove il bosco è gestito, quindi dove ci sono le regole, il bosco è sano o perlomeno ha subito dei danni inferiori, riesce ad essere controllato e riesce ad essere anche quella famosa parola che ormai ci piace tanto, di biodiversità. E questo è l'augurio e la speranza che faccio a tutta la provincia di Belluno, che si riesca ad arrivare, non avere le regole ovviamente che sono una cosa particolare di alcune aree, ma ad avere una gestione del bosco, che si ricomincia a fare i piani forestali con un po' di buon senso e cercando ognuno nel proprio specifico la propria biodiversità. Grazie ancora. Bene, grazie Franz. E allora dobbiamo vedere Mas. Chiudiamo e invitiamo tutti.